Veramente grazie al maestro Carella per questo bellissimo video che ci ha mandato, questa musica. Ditemi che non vi sveglio bene al mattino, più di così non saprei come svegliarvi, al massimo penso. Però io vorrei ringraziare quei veneziani che ieri mi hanno riconosciuta a Venezia. Sono andata a vedere una mostra bellissima che invito tutti, se non l'hanno ancora vista, di andare a vedere, sui profumi, sulle essenze dei profumi a Palazzo Moncenisio, e per strada mi fermavano e mi dicevano: ah, eccola qua, di persona finalmente la vediamo. Perciò io ringrazio veramente questi, perché essere fermati a Venezia, cioè non sei da tutti i giorni, vuol dire che stiamo seminando tutti assieme con questa grande famiglia bene, che siamo credibili soprattutto, è quello che veramente io noto, la credibilità. A Palazzo Moncenisio, come dicevo, c'è questa mostra bellissima, solo che c'è un problema. Alle 17 del pomeriggio si chiude tutto. All'interno quasi tutti diversamente giovani che ti accompagnano dall'entrata alla fine. E io mi domando, ma i giovani dove sono? Vorrei parlarne con i miei ospiti questa mattina, perché voglio parlare anche di fragilità a 360 gradi, compresa la casa. Qui avremo anche un esperto di immobiliare. Allora, Alvise Ferealdi, presidente, buongiorno Marghera. Grazie di essere qui. Saluto anche Cristian Dornick, appunto agente immobiliare, grazie Cristian, veramente grazie. E saluto anche Filippo Tognazzo, direttore artistico Milano Adolescenti Teatro. Perciò non mi manca niente stamattina con questi tre meravigliosi ospiti. Mi dicono che abbiamo anche Daniele Doni, vicepresidente FIAB Treviso, perciò grazie anche a Doni di essere qui, veramente grazie, perché sono tante le cose con il punto di domanda che vogliamo cercare anche di comprendere, ma parlare con quelli che toccano il problema veramente sul serio, che sanno cosa vuol dire la fragilità in tutti i sensi. Allora partirei proprio da Cristian Dornick, agente immobiliare. Allora, mancano case, affitti non ne parliamo, non si trovano, appartamenti vuoti che si potrebbero affittare, però quello che regna sovrano è la paura del diverso, la paura di qualunque cosa, perché i messaggi che arrivano sono devastanti, vediamo solo cose brutte, cose belle, io apro al mattino perché almeno vediamo una cosa bella, e questi sono messaggi veramente che fanno molto riflettere. Io ieri ero a Venezia e c'era il mondo a Venezia, come sempre naturalmente, dove queste persone vedi che hanno voglia di conoscere, di incontrare altre persone. Vedo anche tantissimi giovani, anche diversamente giovani, ma tantissimi giovani, in una giornata piovosa, neppure l'ombrello, tranquilli, sotto la pioggia, bei ragazzi, veramente belli, e mi domando, ma cos'è questa storia che non riusciamo a unire le forze per portare avanti questo meraviglioso paese? Che veramente siamo talmente belli che non ci rendiamo neppure conto. Allora, io chiederei a Cristian Dornick, lui ha anche una figlia poi che suona il violino, perciò vorrei capire anche da papà com'è la situazione dei giovani, come possiamo salvarli. Io penso che li salveremo con la bellezza, l'arte, la cultura, io sono convinta di questo. E loro sono anche ottimisti, solo che non ce li fanno sentire quelli, ci fanno sentire quelli che non gliene frega niente al momento. Allora, cosa ci racconta Cristian? Ma allora, il mercato immobiliare in realtà è molto dinamico in questo momento. Bisogna capire appunto quali sono i settori che sono in fase produttiva e quelli meno. Sappiamo che le compravendite stanno andando molto bene, sia a livello qui provinciale ma anche a livello nazionale c'è un aumento delle compravendite, c'è ottimismo, ok? Mentre dal punto di vista delle locazioni c'è una grossa difficoltà in quanto come si diceva l'offerta è bassissima, la locazione sta andando più sul mercato delle locazioni brevi, turistici, queste cose qua, e sempre meno verso la famiglia, no? Il contratto stabile, ecco, questo è un po' quello che vediamo come indicazioni. Ci sono tantissime persone che sono alla ricerca di casa, okay? Moltissime in acquisto ma altrettante in affitto. Fanno difficoltà un po' tutti e due in questo momento, quelli in acquisto perché c'è
un settore che è il mercato dell'immobile nuovo, che ovviamente è un po' di nicchia perché i valori sono importantissimi e quindi non tutti possiamo permettercelo. E un po' perché c'è poca offerta in generale. Ma c'è poca offerta per paura di mettere, appunto di dare questi appartamenti in affitto, perché ce ne sono tantissimi di chiusi, o perché tutto sommato conviene più tenerli chiusi che non magari affittare a qualcuno che poi non ti paga l'affitto, hai voglia di mandarlo via. Adesso mi sembra che cambiano anche le leggi, dopo 2 mesi che non paghi l'affitto puoi essere sfrattato, è vero, non è vero? Ma 2 mesi mi sembra un po' ottimistica come prospettiva. Diciamo che sì, c'è ancora questo timore nell'affitto, soprattutto a determinate categorie, ma comunque è un po' generalizzato in realtà, non è così. E quindi molti dicono: se io affitto per un periodo breve sono più tutelato, perché al massimo, cioè, questo deve andare via dopo un pochino, e se faccio un affitto di anni cosa mi capita? È più faticoso. Ovviamente questo deriva da una mancanza di una corretta legislazione, insomma, e tutele per tutte e due le parti. Qual è la richiesta a livello medio, diciamo, non a livello alto? Ecco, chi viene a cercare un appartamento cosa chiede e che cifre ci sono? Perché mi sembra che non sia tanta differenza tra prima periferia, cioè i prezzi sono quelli di in affitto. Allora sì, c'è stato un livellamento verso l'alto, okay, che continua, e ovviamente uno dei motori di questo innalzamento dei valori è proprio la carenza, perché c'è pochissimo e quindi quel poco che c'è viene tra virgolette assalito da chi cerca, e talvolta alla fine va a finire chi è disposto a spendere di più. E quindi sì, ormai le differenze tra prima periferia o anche una seconda barra terza sono minime, piccole, poi è chiaro che più vicino sei al servizio più certo. c'è una valorizzazione. Alvise Ferialdi, buongiorno Marghera. Presidente, buongiorno. Cosa ci racconta? Come si vive a Marghera? Quali sono le difficoltà? Allora, intanto Marghera è uno spaccato diverso rispetto a tante realtà del Veneto, perché Marghera comunque è una realtà post-industriale, no? E quindi all'interno di questa realtà qualcosa è successo. Intanto una forte migrazione. Noi altri abbiamo come comune, il comune di Venezia è composto da circa 250.000 abitanti, dei quali almeno 40.000 sono immigrati, quindi un numero importante. Poi divisi anche in varie etnie, ne ho contate circa 108, no? Quindi tanti, cioè abbiamo anche gli svizzeri, 2, ma ci sono anche gli svizzeri, e il problema non è proprio legato agli svizzeri, ma a etnie importanti che arrivano dall'Oriente e che quindi hanno usi e costumi diversi. Quindi l'integrazione è il primo problema che noi riscontriamo sia come pagina poi come associazione. C'è tanta difficoltà perché siamo tanto diversi. Queste famiglie sono famiglie chiuse, sono gruppi chiusi, uniti ancora rispetto a noi da una forte religiosità, sono musulmani, e quindi fanno un po' casta, si aiutano anche nella ricerca del lavoro, lavorano tantissimo, ricordano forse i veneti di tanti anni fa, perché addirittura me raccontano che oltre al turno in Fincantieri fanno anche i lavapiatti. Quindi gran parte poi di questa energia anche di tipo finanziario viene presa ed esportata poi nel loro paese d'origine, no? Anche questo è un impoverimento del territorio. Io ieri passeggiando per Venezia, Alvise, infatti notavo questo, all'esterno dei locali dove ti invitano a entrare, vedi, la maggior parte, se non il 95%, è fatta da questi lavoratori, non c'è niente da fare, basta vedere, bancherelle, ristoranti, all'interno sulle cucine, perciò qualcuno, secondo me, forse non riesce a capire invece l'importanza di cambiare gli occhiali, di vedere quella che è la realtà.
e di vedere chi è integrato come si comporta e chi non si integra invece come si comporta. Invece cosa fanno? Fanno tutto un bel caglierone, mettono dentro tutte queste persone, perciò la persona a casa, specialmente il diversamente diversamente giovane, fa fatica a capire che bisogna che riesca a capire chi ha di fronte, che persona è, che famiglia è. Anche perché vedo, quando questa persona si integra, non c'è il problema. Il problema viene messo su da qualcun altro. Sentiamo cosa ne pensa Filippo Tognazzo, direttore artistico. Questi giovani, l'arte, la cultura, la bellezza. Ecco, è molto importante per capire che abbiamo un mondo bellissimo davanti. Prego Tognazzo. Beh, intanto grazie Mirella dell'invito, mi fa super piacere. Lei ha detto una cosa interessante, questa cosa della paura, no? Noi costruiamo l'immagine degli adolescenti sempre con grande paura, come se fossero un problema. In realtà i problemi vengono a monte, loro sono il risultato di alcuni processi educativi, sociali. Ma se poi andiamo a vedere, hanno delle risorse straordinarie, noi li vediamo come pubblico e sono il pubblico, a mio avviso, migliore perché è un pubblico sincero. Se si divertono, se si annoiano non fanno mistero e sono persone, perché poi parliamo sempre di persone, non di categorie, no? C'è Mirella, c'è Filippo, ecco, con grande voglia in realtà di comunicare. Certo, bisogna riuscire a comunicare nel loro modo, che non significa semplificare, ma significa andare al cuore delle questioni. Lei ha detto sono andata a Venezia e c'è grande bellezza. Beh, ma bisogna riuscire ad accompagnarli a conoscere questa bellezza, non basta dirgli vai a Venezia che è bello. Uno perché dovrebbe andare? Perché si fida di quello che gli dici. E devo dire che più ci lavoriamo, ormai sono 20 anni che li incontriamo un po' in giro per l'Italia e sempre abbiamo trovato questa grande voglia di confronto, di comunicare anche con l'adulto, di parlare, di raccontarsi. Certo, si fa fatica, bisogna investire del tempo, bisogna investire delle risorse. Noi lo facciamo con il teatro, ma perché il teatro è un luogo di incontro comune, no? In cui stiamo insieme tutti quanti, ridiamo assieme, ci emozioniamo assieme e credo che sia una delle chiavi per provare un po' a scardinare questo sistema che anche a mio avviso è un po' bloccato. Siamo un po' seduti, mi piace questa idea sveglia Veneti perché ci esorta un po' a tornare a essere molto dinamici e a incontrare la realtà per quello che è, non per quello che noi semplicemente la immaginiamo. Senti direttore, non pensi che forse, come dici tu, dobbiamo fare quel passo in più, e sono gli addetti ai lavori, di accompagnare questi ragazzi in questi percorsi di bellezza? Infatti ieri io che parlavo prima con i miei ospiti in presenza, dicevo, ma se invece di diversamente giovani che vedo qua, che mi accompagnano in questa bellezza che abbiamo di questo palazzo, di questa mostra che ti invito, se non l'hai vista vai a vederla perché è bellissima, della tradizione del profumo, dove nasce il profumo, come lo conservavano, cosa sono le essenze, da dove provengono, Casanova, i Casanova a Venezia. Forse cercando di portarli, come dici tu, portarli però, no che vanno da soli, a assaporare, a annusare, a confrontarsi con l'arte, la cultura e la bellezza. Io sono convinta che ce la faremo, intrigarli. Il problema è che non li prende nessuno per mano. La risposta qual è? Non ci sono i giovani, non hanno voglia di lavorare, non hanno voglia di fare volontariato. Ma tu hai chiamato ad esempio le associazioni di volontariato per cercare di far aprire i musei dopo le 17 a Venezia, si chiude tutto. Sono stata dappertutto, alle 17 ti dico veloce perché chiude la biglietteria, chiude tutto. E noi abbiamo un mondo di associazioni che non vengono minimamente interpellate, che non si conoscono tra di loro e questi ragazzi non sanno neanche che esistiamo. Io sono convinta che grazie anche alla bellezza, al teatro, alla musica, ma non sentite questi giovani che urlano che vogliono musica, basta vedere i concerti, lasciamo stare quale musica piace, è un problema loro, però senti che a loro interessa la musica o sbaglio Tognazzo? No, allora, la musica è straordinaria, spesso utilizziamo la musica proprio per comunicare con loro. C'è una cosa interessante che ha detto Mirella, vedi?
È il racconto che noi facciamo, continuiamo a raccontare la realtà sempre con grandi problemi, con brutte notizie che ci sono, non è che dobbiamo nascondere i problemi. Ma se invece comunichiamo con entusiasmo, con passione, con una visione, se diamo gli strumenti per capire le cose. Tu hai aperto con questa musica classica straordinaria, è una musica complessa, se qualcuno ti accompagna, se vivi anche solo la vibrazione dello strumento che suona dal vivo e la senti sulla tua pelle, è una cosa meravigliosa, ma va accompagnato. Se vai a vedere una mostra di arte contemporanea, devi avere degli strumenti. Se vai a teatro, il teatro che vai a vedere deve essere in qualche modo comprensibile per te. Noi abbiamo creato una cultura immaginando come qualcosa di lontano per un'elite, ma è il contrario di questo la cultura. La cultura è qualcosa di popolare, che ti incontra, che ti entusiasma, che vai a vedere, che appartiene a tutti. Io sono un ragazzo di provincia, ora vivo in una grande città, ma portare la cultura nei territori, fare in modo che arrivi in tutte le ramificazioni del Veneto, dei paesi, ma insomma lì dove non arriverebbe, è fondamentale, perché la incontri. Io vengo da un paesino piccolo, se non avessi incontrato il teatro a scuola, la mia vita sarebbe stata completamente diversa. Qualcuno me l'ha fatta incontrare e ha generato lavoro, ha generato un'impresa, ha generato poi spettacoli e mille altre cose. Ma dobbiamo essere in grado di andarle ad incontrare e dobbiamo riassumerci la responsabilità da adulti di riprendere in carico i giovani. Vuol dire investire, ribadisco, tempo, risorse, competenze, e dobbiamo farlo per primo noi, esattamente come farebbe un genitore. Non basta dire non riesco a parlare con mio figlio, vabbè, siediti lì, prova a comunicare, trova delle strategie e vagli incontro. Non puoi pensare che tu che hai 50 anni aspetti uno che ne ha 15, 16 e stai in piena adolescenza. Poi certo, ci sarà anche una parte loro di lavoro che devono fare, ma dobbiamo ripartire da questo entusiasmo, da questa passione, da questo svegliarci. Dai, mi piace fare questo omaggio al Condivido tuo programma, completamente quello che hai detto, ti ringrazio anche di averlo detto, Filippo, perché è molto importante anche del tuo osservatorio, importante, e ti occupi di adolescenti, far capire che forse dobbiamo ascoltarli di più. Ecco, sono loro che devono sedersi nelle cattedre, noi davanti ad ascoltare adesso, perché loro hanno tante cose da dire, sono dei creativi i nostri ragazzi, qualcuno se l'è dimenticato, abbiamo dei creativi. Allora sentiamo invece cosa ne pensa Daniele Doni, vicepresidente FIAB. Ecco, anche lui, questo presidente, sta cercando di mettere in sicurezza anche la persona, dove facendo assaporare anche la meraviglia che abbiamo nel nostro territorio, che è la natura, convivere con questo paesaggio bellissimo che abbiamo. Però le infrastrutture sono quelle che sono e diciamo anche la verità, non è che siamo tanto rispettosi, ci alziamo al mattino, ognuno si fa le proprie regole, poi ci mettiamo nelle strade e succede quello che succede perché non rispettiamo niente. Qual è il problema, ecco, che lei vede, Doni, ecco, in questo momento, proprio parlare di sicurezza, di giovani, cosa sta succedendo? Prego, Doni. Buongiorno, grazie. Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta di Treviso, come lei ha bene detto, si occupa della mobilità sostenibile e quindi stimoliamo le amministrazioni a fare delle piste ciclabili, parcheggi, il rallentamento delle auto in città, e poi ci occupiamo anche di turismo sostenibile, ci muoviamo nel territorio, la nostra provincia è stupenda. La nostra campagna è proprio da esplorare lentamente in bicicletta per stradine non trafficate. E sulla sua domanda, veramente io ero stato coinvolto per parlare del progetto Donne Migranti in Bici. Era di questo che voleva parlare? Anche. O della sicurezza? Certo. Anche. Come dicevo, con iCare, che è una onlus che si occupa di integrazione, fa il banco alimentare, e MOMI, Monigo Migranti, che è un'altra associazione qui di Monigo, che si interessa alla formazione delle donne e degli uomini, specialmente sul codice della strada, perché sappiamo bene quali problematiche sono presenti per la circolazione anche delle biciclette. Lo sappiamo tutti, non entro nel merito nel momento. Quindi con queste due associazioni sorelle nostre abbiamo messo in piedi un progetto che mira a istruire le donne, principalmente le donne africane, nel caso migranti, che non sanno andare in bicicletta, non hanno una bicicletta e non conoscono le regole del codice della strada.
Come abbiamo fatto? Abbiamo partecipato con iCare Capofila a un bando della Regione Veneto che ci ha finanziato il progetto per acquistare le bici, no, per riparare le bici che ci sono state fornite dal comune di Treviso. Sono quelle bici abbandonate, rubate dopo anni che giacciono nei depositi, e il comune di Treviso ce ne ha date 10, molto da riparare. Ha provveduto alla riparazione la cooperativa Alternativa Ambiente del carcere di Santa Bona, una cooperativa che fa chitarre ma anche ripara le biciclette. Poi nel mentre che le biciclette non arrivavano da Treviso ho chiesto anche all'assessore del comune di Bolzano, l'assessore dunque la Simonetta De Marchi, che ci ha aiutato e ci ha dato anche lei delle biciclette. Queste biciclette sono state riparate dalla grande officina riparazioni della Fiat di Treviso, gli amici Luciano e Bruno. Allora, a questo punto le biciclette sono pronte e dobbiamo istruire le migranti che abbiamo reclutato tra i corsi di italiano che organizza iCare. La cooperativa AS, che si occupa anch'essa, una cooperativa molto grossa che si occupa di integrazione, e Monigo Migranti, che anche loro hanno dei contatti. Poi con il passaparola alla fine si sono presentate 16 candidate. Come abbiamo fatto? Il corso di scuola guida, chiamiamolo così, viene fatto qui a Monigo in sala Don Adamo. Il MOMI, i docenti del MOMI hanno delle diapositive pronte, poi c'è un test che si fa col cellulare, molto semplice, divertente, con domande molto semplici per capire il livello di integrazione. E poi c'è la parte pratica. Abbiamo queste 10 biciclette, si comincia con le biciclette senza pedali per provare a vedere l'equilibrio, se si reggono in piedi. Poi si mette un pedale, poi se ne mettono 2 e ci sono 10 fiabine, 10 soci FIEB volontarie che assistono le donne. Sono nigeriane, poi ci sono marocchine, algerine, tunisine, questa è più o meno la provenienza, che con molta difficoltà cominciano la prima prova sulla bicicletta. È proprio una novità, loro traballano, hanno difficoltà, vengono sorrette dalle nostre fiabine con entusiasmo, le spingono, le aiutano, le incoraggiano, e tutti si divertono, sia le donne che anche le nostre socie. Hai fatto bene a raccontare tutto questo, Doni, perché è molto importante per far capire che c'è un mondo del volontariato che si muove. C'è però un problema, Doni, che il problema è che siamo divisi, oppure ognuno si fa il proprio cerchio di associazioni. Allora, io apro un villaggio, viene l'associazione, guarda cosa c'è, prende quello che gli interessa e va da un'altra parte. E così la divisione diventa sempre quella. Possiamo essere in tanti, però tutti fanno i banchi alimentari, tutti cercano di aiutare, poi troviamo la persona morta in casa come qua a Treviso l'altro giorno, ecco, nell'abbandono più totale, ma tanto all'esterno della casa non si vedeva niente, sembrava che tutto funzionasse. Invece è questa solitudine, queste persone che non riescono ad avvicinare il mondo del volontariato perché non sono abituate, perché non conoscono, perché non si sa, ma non si rendono neppure conto che la situazione sta precipitando per se stessi, per la loro vita, nell'indifferenza totale. Perché io sono convinta che è impossibile non accorgersi di queste persone. Chiedo a te, Ferialdi, che vivono, che magari siamo abituati a vederle, poi all'improvviso non le vediamo più, ma suonare quell'appartamento, quella porta, cercare di capire come sta questa persona è molto faticoso, perché vuol dire impegnarti e non tutti hanno voglia e il coraggio di farlo. Cosa vuoi dire, Ferialdi? Che è successo anche a Marghera giusto lo scorso anno, un giovane, perché aveva un operaio di 40 anni dell'Est Europa che nessuno seguiva, nessuno sapeva niente ed era morto in casa per giorni. La situazione è sempre quella, tutti dicono lo vedo, è un bravo ragazzo, pipì parapà, però alla fine poi nessuno lo segue, no? Ma questo mi sembra anche lo specchio della nostra società, che è una società molto individualista. Certo. Non è a caso individualista, ma è molto individualista. Infatti con queste associazionismo, noi cerchiamo di fare comunità, no? Un po' è quello, è il cuore, no? Il core business della nostra associazione, parlare.
Oggi abbiamo dei mezzi importanti, ai quali tutti quanti penso siamo iscritti, sono i social. I social danno una grandissima opportunità, quella di fare rete, ok? Non sono la soluzione, come non era nessun mezzo storico di comunicazione, non è come anche la televisione, non è la soluzione, ma è un mezzo col quale noi possiamo far bene, un po' quello che fai tu con il tuo lavoro, no? Tu usi questo mezzo per dare, anche Facebook, anche i grandi social, no? Possono essere usati per fare questa cosa qua. Quindi il rapporto con le persone, col vicino, lo possiamo ottenere anche tramite questi mezzi qua per seguirli, per esserci, ecco. Però ricordiamo è un mezzo. Poi bisogna essere in strada, una cosa che abbiamo dimenticato. Io noto una cosa, che tu dialoghi con le persone in Facebook, poi le trovi per strada e magari neanche non ti salutano. È una cosa sulla quale lavorare, con la fiducia. Adesso prima noi parlavamo dei giovani, ma secondo me è un po' dilagata sta cosa, vale un po' per tutti. Ed è un po' quello che noi stiamo facendo anche come associazione. Abbiamo interessato il comune e stiamo facendo dei corsi di formazione per cittadini, perché ci siamo accorti appunto che il cittadino è lontano dall'amministrazione, cioè se da un certo punto di vista noi lo votiamo, poi ce ne dimentichiamo, no? Come cittadini, e l'amministrazione parimenti fa la medesima cosa. Siccome l'amministrazione dà tantissimi servizi, questi servizi non sono poi conosciuti con i cittadini. Ecco che abbiamo messo insieme amministrazione, che vengono direttamente gli assessori a fare la lezione, quindi per il mio modo di vedere una novità, e dall'altra abbiamo 40 studenti fatti appunto da cittadini. Certo, ci sono anche i giovani, ma sono pochi. La maggioranza sono persone, come tu li chiamavi prima, i non diversamente più giovani. Diversamente giovani, che invece sono molto curiosi. Allora andiamo a vedere questo video che ha portato il direttore Filippo Tognazzo, Tutta la vita davanti, poi commentiamo. Angelica ha 19 anni e si interroga su cosa fare. Vediamo un po' quali sono le possibilità. La nostra Angelica si è laureata. A questo punto però un lavoro lo deve trovare. Che lavoro trova? Da autonoma o da dipendente? Di investire i nostri soldi. Tu sai come si investono i soldi? Legalmente, sempre legalmente. Noi ragioniamo legalmente. Ok, sediti pure qua. Vediamo i più comuni. Le obbligazioni. Sai come funziona un'obbligazione? No, ma siamo qua apposta. Vedi che ci vuole questo spettacolo. Sì, è il nuovo linguaggio, ormai non si parla più di soldi, si parla di qualcos'altro, ma quello che volevo capire, e visto che abbiamo la fortuna di parlare anche con Christian Dornick, questi ragazzi che sono di creativi però devono studiare, devono lavorare, devono trovare casa, case non ce ne sono, non parliamo di questi universitari, eppure si pensa sempre, e lo dico molte volte, che il problema non esiste. Io dico sempre che a Treviso abbiamo 2 aeroporti, abbiamo un ippodromo e non abbiamo un ostello. Ecco, noi abbiamo l'università, ma questi ragazzi sono alla ricerca incredibile di trovare un appartamento, una stanza. Queste stanze che magari anche i diversamente giovani che vivono da soli potrebbero convivere e sentirsi anche meno soli. Esatto. Però nessuno fa niente. C'è questa realtà, in altre situazioni, anche in Italia esiste. Però la paura, i figli dicono oh no, mia mamma in casa nessuno, senza capire che invece sarebbe un aiuto molto importante,
Perché non riusciamo a fare quel salto di qualità culturale per capire che sono bravi ragazzi? Io li ho avuti anche ospiti, ho detto chi è che non vorrebbe questa ragazza in casa? Ma non si fa niente per andare avanti. Ferialdi dice gli assessori. Io non mi sembra che gli assessori coinvolgono se tu non fai parte di un certo giro, ma tu non devi vedere se io sono simpatico o antipatico, tu devi vedere cosa io ho fatto, cosa ho seminato e là devi andare a vedere, non guardare la figura giuridica chi è, perché a me non sta bene. Eppure questo non si fa, non si va da nessuna parte. Perché? Perché regna paura, la paura, chi mi metto in casa, chissà cosa mi fa. Poi abbiamo le truffe all'angolo. Allora, non si potrebbe lavorare anche su questo, Dornica, su quello di aprire un po' di più, visto che non è che ci sia tanta possibilità alternativa di trovare casa a questi giovani? Beh, lì c'è da fare un salto ovviamente culturale dal punto di vista... Sì, che non è facile, non è una cosa che si faccia dall'oggi al domani, però probabilmente ci sarà prima o poi un passaggio in questo senso, anche perché sì, diventiamo tutti, no, la società diventa più anziana, si parlava prima fuori onda della... Le pensioni che hanno sono minime. Esatto, e via dicendo. Quindi c'è necessità per questi studenti che se no si devono essere per forza supportati dalla famiglia, perché una stanza in affitto a Treviso ormai viene 600 euro al mese. Sentite, una stanza. Quindi poi, e andando in provincia sì, si arriva a 400, non è che si arrivi a... Appunto, quindi, discorso di prima. per ogni singolo studente. Quindi, poi spostati. Poi lì ci sono le due parti della medaglia, perché c'è chi, tra virgolette, se ne approfitta e chi poi invece subisce. E magari, appunto, tornando anche al discorso di questi anziani che poi si trovano da soli, è vero, potrebbe esserci in maniera molto intelligente, troviamo la soluzione a due problemi in una casa, tra virgolette, quindi magari è pieno di studenti universitari che sono dei bravissimi ragazzi. Io ho dei figli un po' più piccoli, però ad esempio fanno delle ripetizioni con degli universitari e io ho trovato sempre solo ragazzi stupendi da questo punto di vista, che li lascio anche da soli a casa con magari mio figlio preadolescente, e in totale fiducia, perché ovviamente il primo scoglio è conoscerli, chiaramente, quindi dialogare. Certamente, perché quando c'è cosa dicono questi ragazzi, Cristian? Ma in realtà questi ragazzi sono, come dicevi tu prima Mirella, sono entusiasti, cioè io non li vedo negativi come noi diversamente giovani, diciamo. Ok, li vedo molto entusiasti in realtà. Poi c'è di tutto, bisogna sempre, chiaramente, però io vedo dei ragazzi che hanno voglia di fare, che hanno un'altra cosa bellissima, come diceva prima Filippo, hanno anche un altro modo di vedere i nostri giovani, cioè noi magari siamo un po' più critici rispetto ai nostri figli, e invece questi ragazzi vengono là e ti dicono sì, guarda che questo ragazzo qua ne sa molto più di quello che pensi, ok? Quindi effettivamente ci vorrebbe innanzitutto un approccio diverso, meno chiuso e meno negativo, ecco, rispetto alla società. Tognazzo, devo correre ragazzi, che il tempo è tiranno, ma ce la faremo. Tognazzo, questa creatività che però va scoperta, va individuata. Io ho avuto un ragazzo, racconto sempre questa storia, un ricercatore che ha scoperto la stella variabile, ma lui non l'ha scoperta a scuola, neppure su internet, l'ha scoperta quando si è avvicinato e l'hanno accompagnato, non mi ricordo se con la scuola o con chi, all'osservatorio astronomico. Là ho capito qual era la mia vocazione, e lui è riuscito a 22 anni, ha scoperto la stella variabile. Non è che forse dobbiamo, come dicevo prima, io non so più a chi dirlo ormai, accompagnare questi ragazzi, prenderli per mano. L'educazione civica non si fa a scuola, si va fuori dalla scuola. L'educazione civica va fatta con la bellezza, con l'arte, li devi affascinare, li devi emozionare. Noi dobbiamo emozionare questi giovani. Prego Tognazzo. Ma Mirella, è proprio questo, è creare le opportunità.
creare delle opportunità che siano di studio, di incontro. Noi spesso viviamo anche rispetto ai ragazzi, sembra quasi noi contro di loro, siamo sempre noi e loro. Questi studenti universitari sono i lavoratori dei prossimi anni, sono le famiglie dei prossimi anni o i nuclei familiari, quello che accadrà potrebbe essere che sta cambiando tutto in maniera estremamente veloce, ma proprio perché il mondo sta cambiando in maniera estremamente veloce dobbiamo essere anche noi in grado di cambiare. Credo che questo aspetto di stimolare la curiosità, creare opportunità di studio, di confronto e crearle reali, cioè va benissimo il social, vanno benissimo gli strumenti di comunicazione, ma poi dobbiamo tornare a incontrarci per strada, nei posti. Per questo è fondamentale, perché quando mi incontro, mi conosco e mi riconosco, faccio parte dello stesso territorio, incontro, vedo quanto è bello stare con le persone, e stare con le persone significa poi costruire e, come dicevi giustamente tu, prendersi cura l'uno dell'altro. È in questo modo che la società si riesce a rivitalizzare, però bisogna veramente uscire da questa idea di paura per cui tutto quello che facciamo, oh mio Dio, cosa succede? Succede, ci saranno delle cose positive, ci saranno delle cose negative, ma dobbiamo davvero ritrovare questo entusiasmo dell'incontro. E certo la cultura, il teatro aiuta in questo senso, ma lo possiamo fare attraverso lo sport, con le associazioni, con gli scout, con quello che ci pare, con la bicicletta, va benissimo, però davvero tornare a incontrarci. Ma non dobbiamo aspettare che lo faccia la politica, dobbiamo farlo noi per primi, perché la politica ha i suoi tempi, ma noi in quanto cittadini possiamo riprendere possesso delle nostre piazze, dei nostri posti. Certo, si fa fatica, è più comodo stare a casa col telefono in mano, però è quello che poi ci fa assopire, ci anestetizza come società. Però una cosa che dobbiamo anche capire, Filippo, è che il teatro una volta, i teatri in generale erano molto aperti. Io mi ricordo anche a Carnevale, ad esempio, dove si portavano questi ragazzini, si vestivano, si divertivano con le famiglie. Poi abbiamo deciso, qualcuno, non noi, che il teatro deve essere solo d'élite. Ecco, deve avere dei costi veramente alti, perché io voglio che sia frequentato dalla gente per bene, magari con Rolex, ma non sa neanche cosa casi un palco, un teatro, ma è Rolex, allora quello può entrare, può pagare, senza dimenticarci che invece è un accompagnamento alla cultura che si fa anche con il teatro, dove può arrivare la famiglia. Io dico sempre al dottor Pavan, che gestisce l'RSA a Treviso, di andare al pomeriggio con questi diversamente giovani a teatro, ecco, perché per loro è tutto un mondo che si apre, perché si preparano. Io mi ricordo a Villa Margherita, quando venivano, si preparavano, si mettevano il vestito della festa, il vestito bello, e gli ori, si truccavano, perché sono ancora persone vive, non sono tutte che hanno l'Alzheimer o hanno malattie che non possono uscire. Invece li rinchiudiamo perché si deve fare tutto là, solo là. No, le persone hanno diritto di uscire, di vedere la bellezza, di andare a teatro, al cinema, al mercato. Invece facciamo quelle poche RSA nuove, sono tutte fuori, magari vicino anche ai cimiteri, così fanno anche presto, a mio avviso. Cioè, ecco, no, perché lo dico perché è vero, ho fatto togliere un cartello in un comune perché ho detto guardate che è veramente una roba, casa degli anziani vicino al cimitero, il cartello, cioè anche no, ho detto ai ragazzi, cioè spostate quel cartello. Ecco, il poco rispetto per queste figure invece che dovremmo veramente ringraziare, perché siamo diventati grandi, belli e bravi a merito del loro lavoro, del loro sacrificio, e che abbiamo relegato, adesso non abbiamo neanche più strutture. Ecco, stanno impazzendo i familiari, perché non è mica facile gestire questa realtà con questi diabolici che abbiamo dietro l'angolo, che sono là, non vedono l'ora, ecco, di fare la truffa a questa persona che in buona fede spera solo di dire due parole e basta, invece poi guardate chi entra. Però non mettiamo nessuno in casa loro perché abbiamo paura dei giovani. Pubblicità.
chiederei anche a Daniele Doni, vicepresidente FIAB Treviso, questo mondo in evoluzione, questo cambiamento anche con le infrastrutture nuove, però dobbiamo anche, come dice giustamente Doni, sapere anche andare in bicicletta, ma non serve solo sapere andare in bicicletta, bisogna rispettare anche la segnaletica, cosa che non è che non fanno queste persone le quali stiamo insegnando, non lo facciamo neanche noi Doni, eppure sappiamo, capisce che allora facciamo insegnamento a loro e dopo noi ci comportiamo come che ci comportiamo. Ad esempio tutte queste biciclette che puoi prendere e puoi girare la città che vediamo abbandonate di qua, di là, perché non metterle fuori delle fabbriche invece, dove io vedo questi operai che hanno delle biciclette spaventose, ecco, con nessuna, proprio il minimo di sicurezza, eppure si mettono le biciclette chissà dove, chissà chi, poi nessuno magari le prende o pochi, perché in quel posto magari, anche qua non si dovrebbe aver fatto più squadre a capire dove mettere questo mezzo che è diventato anche importante. Bene o male penso che i trevigiani quasi tutti hanno la bicicletta, difficilmente è per il turista, ma quale turista? E perché non vediamo mai invece l'altro mondo, che è quello fatto di questi operai che non sanno come andare a lavorare, perché non c'è neppure la corriera a una certa ora, neppure l'auto, sto parlando di Silea, anche qua vicino, cioè non è che dobbiamo fare tanto lontano. Cosa dice Doni? Com'è la situazione? Il tema della mobilità ci assilla tutti e le amministrazioni sono attente. Noi abbiamo il contatto con l'ufficio del Mobility Manager di Treviso e per esempio sugli stalli delle bici, quelle che si noleggiano, così loro hanno fatto un grosso studio, quindi distribuendo sul territorio con raziocinio la posizione delle biciclette. E anche nei dati di traffico del primo periodo, da quando sono state installate, sono confortevoli. Quindi quell'utilizzo là sembra funzioni. Dopo questo problema del traffico abbiamo il PUMS, il piano unico della mobilità sostenibile, che pian piano il comune sta realizzando. Abbiamo fiducia, loro si sono presi un tempo molto lungo, 10 anni, per poterlo realizzare completamente, quindi vedremo lentamente gli effetti di questo intervento. E poi lo sappiamo, è difficile mollare la macchina, noi cerchiamo di mollarla, noi ci muoviamo in bicicletta, non è difficile, il territorio è in pianura, mettetevi anche voi a pedalare un po', vedete che soddisfazione. Le ruote devono essere gonfie e ci si rilassa, non bisogna avere fretta, perché se il mondo è frenetico è difficile rallentare. Il problema è la pericolosità, purtroppo, Doni, che dobbiamo tenere sempre presente, perché specialmente nelle stradine di campagna oppure anche nelle arterie importanti c'è una pericolosità enorme. Ad esempio l'altro giorno ero in via Caldibreda, è passato un ragazzo su una Porsche a 200 all'ora, una bomba. Allora metti il minimo sbaglio, il minimo errore, l'attraversamento di qualcosa, di qualcuno, cosa può succedere? Eppure era un ragazzo giovane, non era un diversamente giovane alla guida, magari che aveva chiesto al papà di provare la macchina perché è stato un attimo, ma l'ho inquadrato bene, gli ne ho detto di tutti i colori perché veramente è una roba, cioè non si può. Cioè questa mettere in pericolo la vita degli altri che mi preoccupa, Doni. Abbiamo visto anche ieri cosa è successo, questi ragazzi che giocano con la morte, ecco, come fosse una cosa naturale, chi se ne frega, l'ho ucciso, ma perché? Io ho incontrato proprio l'altro giorno il papà di quel ragazzo che hanno cercato di investire a Treviso, vi ricordate, in via, proprio di fronte a San Camillo, e questo papà fortunatamente è stato individuato questo ragazzo rientrava tranquillamente da una festa a piedi, aveva appena lasciato gli amici, questo ragazzo con la macchina ha tentato di investirlo, non lo conosce, non sa chi è, ma questo ragazzo è traumatizzato e continua a chiedere a suo padre: ma perché? Io non lo conosco neppure, perché voleva uccidermi papà? Questo ragazzo si sta chiudendo, non vuole più fare quella strada, ha paura.
Cioè, capite che all'improvviso c'è qualcuno che ti cambia la vita, ma te la cambia per sempre. Ecco, cosa possiamo fare invece, Christian, Donny, cercare di dialogare di più tra di noi, cercare di capire come aiutare le fragilità tutte a 360 gradi, cercando anche di offrire un po' di tranquillità. Voi pensate a vivere non trovo casa? Ecco, vedrete prossimamente questa persona che è da 3 anni che dorme in macchina, nell'indifferenza totale di tutti, a Treviso, che io sto cercando di aiutare, finalmente è arrivata alla casa dopo 3 anni, ma quando ho aperto quella porta della macchina mi ha detto: sa che è l'unica persona che ha aperto questa porta dopo 3 anni. Capite che c'è qualcosa che non va, che è l'indifferenza. Noi non dobbiamo essere indifferenti, anche dando la tranquillità di una casa dove hai la dignità della persona, perché trovi la dignità con un tetto sopra la testa, o sbaglio? Certamente, ed è un problema che sta aumentando, perché noi vediamo anche situazioni come quella lì di quel signore che mi ricordo, perché ero già stato qua ospite tuo, che lo stavi già seguendo. E sì, quando ci sono in famiglia delle separazioni, ci sono queste situazioni che sono anche molto vicine a noi. In realtà non è solo una paura del diverso, piuttosto che talvolta ci sono situazioni che poi possono, ripeto, succedere a tutti quanti, ecco. Però sappiamo che, come dici tu, avere un moto di, come dire, altruismo forse non è di cultura in questo momento, o non ha perché dormono per la strada non sono barboni, sono anche persone che lavorano, che non trovano veramente un alloggio, perché non hanno la possibilità di pagare anche un alloggio con certe cifre. Poi diciamoci la verità, gli stipendi come sono? Vai a pagare tu 500-600 euro di affitto, solo di affitto, poi le spese condominiali, le bollette, via. Adesso questa persona ha trovato casa, perfetto, va benissimo, oggi deve firmare il contratto, oggi, 150 euro. E chi per lui 150 euro come fossero 1 miliardo, perché se non ha niente, allora interviene la grande famiglia di Sveglia Veneti, in maniera che stamattina riesce ad andare a firmare sto maledetto contratto, è veramente arrivato. Ma possibile che qualcuno, visto che lo seguo, non abbia capito che per fare questo ci vogliono i soldi? No, ma deve fare tutte le carte. Ma gliele farai prima le carte, o sbaglio? Certo. Cioè, capite che c'è sempre qualcuno che passa il cerino, e la colpa poi di chi è? Di questo povero disgraziato che non ha trovato lavoro, che non ha trovato niente, e si ritrova che non ha neanche un centesimo in tasca. La burocrazia non aiuta, perché noi siamo purtroppo un paese dove per fare un qualsiasi documento, la burocrazia, i costi, gli orpelli, è tutto un costo, e stanno aumentando, perché noi ormai ci troviamo sempre più in difficoltà. Certe volte il cliente vuole dire che sì, c'è questa cosa, sì, devo fare questa operazione. E le liti condominiali, come sono le liti condominiali in questo momento di paura, di stress? Lì fortunatamente noi siamo toccati un po', diciamo, in maniera tangente, in quanto ci capita, ma non facciamo, diciamo, quella la parte riservata agli amministratori immobiliari. Però conosciamo tanti clienti che arrivano esausti e dicono: io vendo perché lì non ci sono più, perché non posso dare più neanche all'assemblea condominiale, perché è tutto un casino, quindi succede. L'ha detto lui bene, è tutto un casino. Allora, Ferialdi, come ci salutiamo? Con quale messaggio? Ormai siamo in chiusura. Il messaggio è sempre unico da parte delle associazioni che sono sul territorio, è quello di aiutare sempre il prossimo, qualsiasi esso sia le persone in difficoltà, come ricordi tu, perché è vera sta cosa qua. Noi abbiamo delle persone che stanno dormendo in un portico di una chiesa, il prete non si azzarda a mettere un cancello perché gli vuole dare ospitalità, però sono persone che poi alla mattina si svegliano e vanno anche a lavorare, no? Non sono solo, dobbiamo ricordare, oppure siamo anche una società molto fragile, non ricordiamo questa cosa qua, che in poco tempo tu ti ritrovi sulla strada, perché basta una separazione per ritrovarsi, come è successo da noi, una persona in strada che dorme all'interno di un bancomat. Mirella da Riese, vai Mirella. Ciao Mirella e buongiorno anche all'ospite. Allora, io ho un'amica che è tanti anni che ci conosciamo e adesso si trova in una strada. Ed è 1 anno che gira, perché è andata in pensione e prende 620 euro. Allora ha girato dappertutto, non ha trovato
un appartamento o qualcosa per lei. Niente. Un anno che gira, ha dormito in agriturismo e suo figlio le ha un po' aiutata e va avanti così perché è andata da una signora 450 euro di una camera e un bagno per lei. 4,50. Quelli sono non c'è niente da fare. Come fa a mangiare, come fa alla macchina a mantenere? È una vergogna, è andata in 3 comuni e neanche uno le ha detto che da dare non so, una casa popolare, qualcosa, un buco. Ci sono tutti diversamente italiani che abitano sulle case popolari. Lei che è italiano non ha diritto di niente. Grazie Mirella, grazie, molto Ciao, chiaro. Hai fatto bene a chiamare e fare anche questa testimonianza, perché questa è la verità, insomma non c'è, è inutile che ci giriamo dall'altra parte, ormai emerge da sola. Sentiamo come ci saluta anche il vicepresidente della FIAB con questi bellissimi progetti che ha detto. Prossimamente cosa farete, Presidente? Domani sera vi aspettiamo a San Francesco, c'è una conferenza di Beatrice Filippetto, che è una trentenne che ha fatto dalla Columbia alla Terra del Fuoco in bicicletta, entusiasmante viaggio, ma parleremo anche di quelle cose che abbiamo trattato oggi. Vi aspetto volentieri domani, San Francesco, nel chiostro, entrata del chiostro, parcheggio bici per tutti. Grazie. Sentiamo anche come ci saluta Christian Dornick. Con quale messaggio allora? Allora, se ci fosse ad esempio la Giorgia Meloni davanti qua, una cosa urgente da chiedere che bisognerebbe fare subito, qual è? Per la casa? Sì. Bella domanda. Sicuramente un primo aiuto potrebbe essere quello di aumentare gli stipendi, perché chiaramente c'è stata un'inflazione e il tema, anche le case hanno subito questa inflazione, cioè tutto quello che gravita intorno all'acquisto di un'abitazione ovviamente ha subito anche questo tipo di ricaduta della società. Poi io non ho una soluzione. Ma meno burocrazia anche magari. Quello sarebbe togliere un po' di costi, un po' di tasse, sarebbe sicuramente, soprattutto ovviamente per le prime case. Sarebbe da invertire un po', quindi togliere dalle prime casa e soprattutto una cosa da fare sicuramente sarebbe intervenire su tutti gli immobili chiusi, quello sicuro, cioè mettere veramente lì un'imposizione fiscale importante. Hai un immobile piccolo, grande, che però non usi in nessuna maniera, quindi non c'è un contratto di locazione, non c'è un comodato, magari perché uno può avere anche un familiare, per carità, comunque è in disuso, e allora lì devi andare se no non ne vieni fuori. Perché quello hai il lusso di avere fermi lì immobilizzati dei denari comunque e volontariamente non anche perché ci sono brave persone che lavorano, che potrebbe pagare l'affitto, ma che tutte queste pattugne che si mettono in testa, ma perché ho visto l'appartamento distrutto, sono dentro inventi, è così. Io sono più di 20 anni che faccio questo mestiere, sinceramente di affitti ne abbiamo fatti tanti in questi più di 20 anni. Io non mi è mai capitato una situazione così drammatica. Magari noi facciamo un minimo di come dire, ricerca prima di affittare, perché giustamente essendo un filtro, prima di avere poi un cliente scontento stiamo attenti anche, però questo trasversalmente, peraltro italiani, diversamente italiani, come diceva la signora prima, giovani, diversamente giovani. Io non ho mai avuto questo dramma. Eppure quello che traspare è questo. Ma non è così, non è assolutamente. Fidatevi un po' di più, diciamo così, cercate di fidare se avete queste case, anche che sentite delle situazioni estreme, cercate un po' di fare squadra, magari col prete, magari col sindaco, di cosa dici? Affidatevi a qualcuno che comunque vi fa un po' da filtro. Anche un'agenzia magari. Certamente. Ma uno se è in affitto può mettere all'interno dell'appartamento altre persone? No, allora se non è previsto allora solitamente nel 99,9% dei casi il contratto di locazione non prevede possibilità di sublocazione. Ecco, che sia chiaro intanto. Certo. Deve essere una cosa eventualmente prevista a monte. Ecco.
perché bisogna anche spiegare, perché non è così semplice, Certo, anche no. fare delle volte No, un po' di anzi, beneficenza magari. Il sublocare a qualcun altro il proprio appartamento preso in locazione è motivo di risoluzione del contratto, quindi sì, non è una cosa che si possa fare. Claudio da Marano Vicentino, poi saluto gli ospiti. Vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Lo Stato incassa 900 miliardi di erario nelle casse sue. Oramai dobbiamo dire cosa ne fa di tutti questi soldi, no? Cosa si potrebbe fare con le tasche dei cittadini. Perché è ora di finirla, che quando c'è un problema si va a mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Vogliamo sapere, cioè, si spende 90 miliardi di interessi bancari per quanto riguarda il debito, ma secondo me quei 90 miliardi di interessi è già anche la restituzione del debito. Perché non si va a dire a queste banche perché dobbiamo darti 90 miliardi solo di interessi? E questo è quello che si ha paura di fare, hai capito? Quello che si dovrebbe fare è prendere queste banche e dirle basta, questa è un'economia fatta per i cittadini, non per i miliardari. Buona giornata signori. Grazie. Io veramente ringrazio gli ospiti, saluto anche Filippo Tognazzo che purtroppo è dovuto andare via, ma poi vi farò vedere anche questi video che ha mandato, appunto, che riguardano questi adolescenti con il teatro. Ringrazio i miei ospiti, pubblicità. Saluto e ringrazio Alfredo Giacon, giornalista, scrittore, ambientalista. Che piacere dopo tanto tempo rivederla. Grazie Giacon di essere qui. Sono rimasti anche i miei ospiti perché volevamo dialogare con Andrea Colla, ma non riusciamo a fare il collegamento e mi dispiace tantissimo, perché volevamo parlare della valorizzazione del patrimonio storico monumentale a Venezia. Vedremo se riusciremo a fare questo collegamento. Adesso vediamo tra la regia e la mia segreteria se riesco a trovare il Colla. Però Giacon, allora, dall'osservatorio importante, da questa navigazione che lei sta facendo da tanti anni, cosa si nota, cosa si vede? Questa Venezia, ne parlavo con i miei ospiti, meravigliose, queste isolette abbandonate con un patrimonio veramente all'interno incredibile di edilizia che si spetta sempre il giapponese, il coreano, il russo che prende tutta l'isola, perciò risolviamo i problemi, abbiamo gli universitari che non trovano casa, gli operai, tutte queste figure meravigliose. Forse è meglio che veniamo via con lei, facciamo un bel giro enorme intorno al mondo per capire che bisogna cambiare registro. Prego Giacon. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti i telespettatori. Io direi che ormai neanche più in oceano si sta da soli. Diciamo che il mondo dopo il Covid è sempre impazzito, la gente diciamo che hanno aperto le gabbie, ecco, tutti si corre in giro a destra e a sinistra, si va a cercare i luoghi più rinomati, alcuni vanno invece a cercare le località turistiche meno conosciute e diciamo che alla fine stiamo invadendo le zone più belle, quelle già famose, quelle più belle poco famose, e quindi stiamo diventando come una sorta di virus, stiamo diventando una malattia per questo pianeta che è diventato ormai quasi incontrollabile. Si parla molto di overtourism e quest'estate se ne è parlato tanto.
ha creato molti disagi a residenti. Per esempio, restiamo in casa senza andare in giro per il mondo. Io adesso sto parlando da Padova, sebbene alle mie spalle c'è Boston, una città bellissima, gemellata con Padova, appunto anche grazie all'università, la Boston University e il Massachusetts Institute e l'Università di Padova creano tantissima energia, e noi a Padova, io che risiedo nel centro storico, ci sentiamo come residenti schiacciati tra un turismo in grande ascesa anche a Padova, grazie alla vicinanza di Venezia, ma soprattutto grazie alle bellezze che ha Padova e che sono state scoperte e valorizzate dall'UNESCO. E noi che ci viviamo qua stiamo vivendo di riflesso quello che è stato vissuto dai veneziani già da qualche decennio, cioè stiamo perdendo un po' identità. I negozi storici di Padova stanno chiudendo, tanti hanno chiuso, per poi essere sostituiti da catene della grande distribuzione, da negozi che fanno servizi per un turismo mordi e fuggi che non porta assolutamente nessun guadagno. Qua si va anche poi, restando nel Veneto, a parlare anche di un discorso di Olimpiadi che ci saranno fra qualche mese, dove una montagna straordinaria, spettacolare, giustamente famosa come le Dolomiti, anche questo è patrimonio UNESCO, ragazzi, abbiamo delle cose che il Veneto veramente potrebbe vivere solo di turismo, ma di un certo tipo di turismo. Adesso bisogna che i nostri politici prendano un attimo in mano questa situazione, perché si pensi che fino a un decennio fa il turismo non era neanche visto come una fonte d'entrata. Cioè, mentre in Florida, per fare un esempio americano dove ho trascorso quasi gli ultimi 17 anni, in Florida il turismo è la prima fonte di entrate, e hanno valorizzato molto un turismo, della terza età, perché gode di un clima che poi d'estate è invivibile, però gli inverni sono miti, e l'hanno visto subito come una fonte di entrata importante, cercando anche di creare delle strutture. Giacola, interrompo un secondo perché abbiamo Vladimiro in linea, ma devo salutare anche Andrea Colla, delegato nazionale Conf Restauro. Mi fa molto piacere averla qui, dottor Colla, perché è molto importante quello che le dirò, quello che cercheremo di fare assieme ai miei ospiti, capire come agire per dare risposta a queste persone che hanno necessità di trovare la loro dignità anche con una casa, anche magari con un bel restauro, ma veramente per darlo alla popolazione, anche agli studenti, magari a questi universitari meravigliosi che abbiamo, che non trovano casa. E cosa vuol dire la valorizzazione del patrimonio storico monumentale? Allora, prima sentiamo Vladimiro, se no mi cade la linea. Colla, poi vengo da lei. Vai Vladimiro. Sì, ciao Mera, grazie. Vado velocissimo, una considerazione, domanda signor Giacom. Allora, noi altri qua in Italia, non dico tutti, ma 8 persone su 10, oltre a sapere la bellezza che c'è a Venezia, oppure a Padova o a Verona, conosciamo abbastanza anche la storia. Cioè, per dire, noi sappiamo che a Padova ci sono stati per esempio gli Scaligeri e i Carraresi, a Verona ci sono stati gli Scaligeri, conosciamo la storia di Venezia, no? Quindi quando noi andiamo a Venezia o a Verona o a Padova andiamo a vedere la bellezza, ma conoscendone anche la storia, perché ci sono gli stranieri, secondo me, la maggior parte non conoscono nulla della storia. Cioè, chi va a Verona ci va per Giulietta e Romeo, chi va a Venezia va per vedere la bellezza, ma non sa come si è formata. Ecco, volevo dire, sta non conoscenza della storia delle città è un fattore negativo per quello che riguarda il turismo, quello straniero, e che magari può essere il motivo anche che crea le situazioni non molto belle dell'overturismo. Grazie, buongiorno. Grazie a te Vladimiro caro. Sentiamo allora Andrea Colla come commenta, come risponde questa valorizzazione del patrimonio storico monumentale. Prego Colla. Buongiorno Mirella, in parti fondamentalmente diciamo che l'Italia è una nuova giovinezza
anche data dai recenti provvedimenti del governo, che vanno a investire nell'art bonus e nel rifacimento di strutture storiche monumentali, però lasciami collegare alla questione molto importante di quello che dicevi prima, di persone che lavorano e non hanno una casa. Siamo pieni di immobili vuoti che magari sono anche vincolati nei centri storici per gli interni, gli affreschi, le facciate, che i proprietari sono nel bel mezzo del meandro della giungla della burocrazia, che deve dare risposte invece celeri, immediate, per poter fare un restauro sì conservativo, ma che non cristallizzi l'immobile, altrimenti ci troviamo palazzi come quello da cui vi sto parlando, che è un palazzo sul Canal Grande dell'anno 1000 a Venezia, pieno di affreschi, stucchi, dove non c'è la possibilità magari di mettere la domotica, di mettere una cucina, di mettere la possibilità anche di avere delle normali prese USB, perché ogni volta si deve andare dall'ufficio della soprintendenza e delle belle arti per andare a fare un intervento banale in altre località del mondo, e di conseguenza noi dovremmo valorizzare questi immobili, renderli fruibili, farne diventare anche fonte di reddito per i proprietari, ma anche per la cittadinanza, perché alla fine questi gettiti IVA e comunque di tassazione vanno a beneficio di tutti, dei nostri servizi e delle tasse che lo Stato viene a richiedere a proprietari come questo palazzo. Di conseguenza bisogna anche capire che anche nei centri storici ci sono edifici oggi che possono essere riqualificati, e prima di costruire magari grattacieli fuori città che dopo servono i servizi per... No, stavo dicendo quello che dico io tutte le mattine, grazie Colla di essere qui stamattina. Prego. Microfono, Colla, microfono che va e viene. Di conseguenza dico, fondamentalmente dobbiamo dare quella giusta sinergia tra Stato e imprenditoria, esatto, perché riusciamo a fare veramente partire il nostro territorio e il nostro Stato e fare sia l'ospitalità di persone che hanno bisogno di lavoro, perché di lavoro ce n'è sempre tanto, quindi non mi piace quando uno dice è disoccupato piuttosto che è in attesa o la cassa integrazione. Per le persone che vogliono lavorare l'Italia è veramente una miniera di opportunità. Le persone che hanno bisogno di assistenza vanno aiutate, perché come dicevate voi nel servizio precedente c'è anche una definizione di un padre che viene abbandonato, che quindi avviene una separazione, è veramente un dramma. E dall'altra parte però abbiamo delle famiglie che devono essere aiutate, anche perché lo diceva uno slogan famoso qui in Veneto, prima i veneti. Noi non siamo per prima i veneti, siamo prima quelli che vogliono darsi da fare e poi tutti gli altri. Sentiamo come commenta anche Cristian Donnic le parole di Andrea Colla. Ecco, investire su quello che abbiamo, certo, iniziare un po' alla volta, forse a superare anche la burocrazia, perché Andrea Colla, quando io ad esempio ieri sono stata a Palazzo Mocenigo e ho visto una mostra bellissima, però dove vogliono queste cose che mancano in altri palazzi le mettono e le fanno. Cioè allora quando parliamo del pubblico, se il pubblico vuole, se è interessato a investire su quel palazzo, su quel territorio, ce la fa. Il problema è che quando non ha voglia di farlo ti mette davanti la burocrazia, e il privato quando vede tutta questa burocrazia dice anche no, lascio là. Ecco, cosa dice Donnic? No, dico che allora posso anche capire, diciamo, in maniera più ampia dal palazzo dove trasmette appunto Andrea, che è un palazzo dell'anno 1000 a Venezia sul Canal Grande. Purtroppo, delle burocrazie molto simili noi invece riscontriamo anche in zone diverse, in campagna, perché magari c'è il corso di un fiume a 300 metri di distanza, talvolta un po' di meno magari, ci sono appunto delle difficoltà per andare a chiedere dei provvedimenti, delle concessioni edilizie, perché devi passare per
diciamo, un grado in più oltre al comune, devi andare in regione dove c'è la sovrintendenza e ci mettono mesi per darti una risposta per fare una cosa magari semplicissima che apporta una miglioria. Comunque questi sono immobili, ripeto, in ambiti differenti rispetto al centro storico di Venezia e che si devono in qualche modo adeguare agli standard attuali, altrimenti vanno fuori dal mercato e andando fuori dal mercato diventano poi non interessanti. Allora, io non riesco a collegarmi col Canal Grande perché cade la linea anche adesso e abbiamo fatto fatica, anche bravo al nostro regista Andrea Basso che è riuscito a fare il collegamento, però cade. Allora io mi collego con Boston, con l'Africa, sulla grande discarica e non riesco a collegarmi col Canal Grande, col Montello, perché cadono le linee. Capite come siamo messi? Questi vogliono farci vedere una luna che non c'è, che non esiste. Noi abbiamo quella luna là e quella luna cambia il colore conforme, ecco, l'ora e tante cose. Per noi bisogna andare avanti in questo paese perché siamo il bel paese. Come si parlava prima, potremmo vivere di turismo e di agricoltura, non riusciamo neanche a esportare le arance dalla Sicilia perché non abbiamo i mezzi, dicono, quando abbiamo l'Italia che è circondata dall'acqua, ma i porti, dovuto fare i porti via, porti, dobbiamo fare la terza, quarta, quinta corsia, invece di capire che forse c'è la ferrovia e ci sono i porti per far sì che queste merci cambino. Però se non c'è la volontà politica non vai mica da nessuna parte. Ferialdi, a Marghera c'è la volontà politica di capire, ma Marghera ci inizia a parlare di nucleare adesso, ecco, io ho avuto un fisico che ho detto lascia perdere Mirella, questi non sanno neanche cosa dicono. Prego. No, allora l'emergenza a casa io resterei qua perché è un problema fondamentale, perché noi abbiamo addirittura, se ne parla, il turismo, no? Noi abbiamo i B&B a Marghera ormai, no? L'altra volta abbiamo pubblicato un video che è tipo bellino, no? Che sono proprio i turisti orientali con queste valigie colorate che stanno camminando per Marghera e nel sottofondo abbiamo messo la canzone Riva i barbari a cavallo, no? Riva i barbari a cavallo, i gadocorni par capeo, no? E in senso stanno arrivando... Per rispondere a Vladimiro, allora. Sì. E quindi stanno arrivando in grandi numeri anche su Mestre e quindi anche su Marghera, togliendo poi appartamenti alle famiglie, ai single che sono un po' la novità di questo periodo e soprattutto anche ai lavoratori. Noi abbiamo una Fincantieri che sta lavorando benissimo, che sta richiamando lavoratori da tutto il mondo e sta sfondando orgogliosamente. E dove vai a dormire sta gente, Ferialdi? Sta gente rischia, i lavoratori di basso livello di dormire sotto il cavalcavia, perché basta andarle a vedere, sono là, che dormono in cavalcavia e come dicevo prima dormono anche sui sagrati delle chiese. Dormono ammucchiati sulla cosa che giustamente Cristian diceva prima, non si può fare, dormono in 7-8 sulle nostre grandi interventi edilizi, uno è la CITA, quindi lo sappiamo tutti quanti, e dormono lontani, vanno a dormire a Padova, perché se non trovano qua devono dormire a Padova, se non Treviso, perché poi la città è grande e la Allora, Ferialdi, andiamo da Colla, visto che abbiamo ripreso la linea, ma non è il caso, Andrea Colla, di sedersi gli addetti ai lavori attorno a un tavolo e di cercare di capire cosa c'è magari a Venezia, dicono, magari a Venezia, e cercare di investire su questo territorio meraviglioso dove potrebbe ospitare tanti lavoratori, tante famiglie, cercando invece di fare il mega hotel o il resort a 5-6 stelle, di cercare di capire cosa si può fare in quell'isola con quell'edificio, che non sono proprio tutti che stanno per cadere, ve lo posso assicurare. Vi sono andati a vederli, Colla, prima di parlare mi piace andare a vedere. Certo che hanno bisogno di un restauro, ma possibile non troviamo gli investitori che pensano come facevano i nostri grandi illuminati, i grandi industriali di una volta con la quinta elementare, che prima di tutto facevano le case per gli operai magari vicino anche alla fabbrica, ma cercare di investire nei giovani e nella famiglia. Ci potremmo sperare, Andrea Colla? Sì, assolutamente, perché quello che noi vorremmo fare è creare anche all'interno di edifici storici l'ospitalità, che non riguarda solo, come dicevi giustamente tu Mirella, il turismo di qualità
che dire lusso è una parola inflazionata, turismo di qualità che offra servizi e offra la possibilità di vivere veramente l'esperienza di essere nella Venezia che i turisti vorrebbero vedere, come una Venezia diciamo antica, con le tradizioni, con le feste da tramandare, e quindi far vivere anche l'esperienza a alla famiglia dei turisti, ma ancora di più se pensiamo a tutte le case di campagna. Io e te, Mirella, ci siamo conosciuti nella mia veste di presidente di Coldiretti Venezia, che appunto ho vissuto la ruralità e la continuo a vivere in prima persona, ma i nostri nonni avevano delle case dove stavano con 12 figli e a sua volta che avevano figli, e c'era queste case di campagna bellissime. Perché dobbiamo buttarle giù e andare a costruire condomini quando si potrebbe valorizzare quello che abbiamo? Invece si lasciano cadere e portare a maceria questa nostra storia della ruralità. E così le Ville Venete erano le case di campagna dei patrizi veneziani, ma che lavoravano il territorio con la mezzadria, che quindi andavano poi a dare lavoro. Metà del raccolto andava a chi lavorava, metà al proprietario della tenuta. Cioè noi dobbiamo rientrare su un sistema di equilibrio e di ridistribuzione di quella che è la bellezza e quindi l'utile che la nostra nazione fa. Si concede ai super ricchi con la flat tax di venire in Italia per 200.000 euro, forse oggi porteranno 300.000 euro all'anno questa tassa, ma perché non si va ad aiutare invece anche gli imprenditori italiani che investono sempre in Italia e sono tassati, dove lo Stato diventa socio di maggioranza delle nostre aziende, perché tutti gli utili che noi facciamo vanno per più della metà in tasse, però quando abbiamo bisogno di un contributo o comunque di un aiuto a affrontare dei tempi di crisi, nessuno ci aiuta. E quindi sentiamo cosa ne pensa Alfredo Giacon, giornalista, scrittore, ambientalista. Ecco, c'è la volontà di fare un cambiamento. Il problema è se queste voci arriveranno a chi di dovere, se ci sarà la volontà politica di cambiare registro e di investire più sulla persona, dico io, sulle fragilità, sull'operaio, sulla famiglia. Prego, Giacon. Sì, io sono pienamente d'accordo con quello che si è detto fino adesso e sono anche meno romantico come idea sulle orecchie che ci ascoltano da parte dei politici, nel senso che sono anni, ma che anni, decenni che noi continuiamo a dire queste cose qui, di sottolinearle. Ci sono poi durante i periodi elettorali tantissime promesse, poi tutto viene disatteso. Il problema è che l'Italia è un paese che non ha memoria e se c'è della memoria si cerca anche di cancellarla. Noi, come si diceva prima anche sulle case rurali, su le nostre tradizioni, noi stiamo diventando, io mi guardo intorno adesso anche per Padova, anche il gergo che hanno i nostri politici a livello nazionale, si parla tutti in slang, si definiscono tantissime cose anziché in italiano, in inglese, cosa che i francesi non fanno, gli spagnoli non chiamano neanche computer, lo chiamano computadora. Cioè anche le cose più banali noi li buttiamo lì una parola in inglese e facciamo i fighi così, anche per non far capire alle persone che alla fine si platera tanto e si combina poco. Allora il problema è che noi abbiamo, io lo sto vivendo come residente in centro a Padova, è che abbiamo tanto che ho fondato un'accademia che si chiama l'Accademia del Buon Vivere. Noi ci sentiamo stretti tra una montagna di ragazzi che vengono a studiare, universitari, che ce ne sono di bravissimi e ce ne sono di veramente disgraziati, e poi questo turismo che è aumentato notevolmente perché appunto è un momento storico così. Ma noi tutte le nostre, come dicevo prima, anche i negozi di tradizione, le esigenze che hanno i residenti stanno sparendo un po' alla volta per diventare una massificazione di Zara, vabbè, non so se si possono fare i nomi, però le nostre tradizioni stanno sparendo e non si fa nulla per tutelarle. Questa è una cosa. E poi cosa succede? Che chi invece vuole mettere su famiglia, chi a Padova, chi investe un pochino, si trova a dover combattere contro degli affitti stellari
non parliamo di acquisti di case perché sono anche quelli alle stelle. E perché? Perché comunque c'è sempre una super domanda, perché questa è la legge di mercato, domanda offerta, è inutile. Noi dovremmo cercare di tutelare le persone, come si diceva prima, non tanto i veneti, quanto le persone che hanno voglia di lavorare. Allora Giacomo, per rispondere anche al nostro Vladimiro da Rovigo che dice che il turista non è colto, non sa, io veramente ieri ero a Palazzo Moncenigo e devo dire che all'interno tutti stranieri, ma stranieri che conoscevano, sapevano dove erano, tanto è vero che seguivano il Casanova in inglese e veramente vedevi l'attenzione che mettevano a questo ascolto e veramente circondati da una bellezza incredibile. C'è un quadro in particolare che mi ha colpito, dove vedi la Venezia che vive. Tantissime persone, queste barche che arrivavano con tutte le spezie, con tutto questo ben di Dio, il mercato, ecco, tutta questa gente che si muoveva, ma bellissimo, proprio ti faceva capire cos'era la Serenissima di una volta. Ma possibile che non riusciamo a capire che forse dovremmo guardare quei quadri per capire che ad esempio i porti sono fondamentali, che via acqua è veramente importantissima, abbiamo dei porti meravigliosi e noi invece la politica continua a investire su qualcosa che non ci appartiene, che è il cemento. Questo, prima si parlava di vivere, ma avete visto, ha detto il professore che cura l'orto botanico a Padova mi ha detto, sai Mirella hai ragione, ci hanno messo tutti nei magazzini, perché io parlavo di cubi che odio, perché proprio li odio, e lui ha detto non c'è niente da fare, hanno deciso di metterci nei magazzini, perché da là hanno copiato. E allora che vivere è questo? Siamo sempre più chiusi, viviamo all'interno di magazzini anche belli, ma sempre magazzini sembrano. Non è forse che dobbiamo cambiare proprio, visto che questi giovani sono ottimisti, hanno voglia veramente di far capire che loro ci sono, ci credono. E cosa dice Giacomo? Non è un turista solo quello mordi e fuggi che io vedo a Venezia, c'è un turista molto colto invece che dice che fa centinaia di chilometri per arrivare a vedere le nostre bellezze e poi noi lo trattiamo come lo trattiamo. Perché? Perché viene fuori, comincia a feriare la Venezia Disneyland. Prego, di come siamo così sprovveduti da non tenere carissime le cose che abbiamo. Comunque mi rifaccio, guardi, lo sa che io ho fatto nel 2008, ho fatto da Miami fino a Washington tutta via Fiume, sono quasi 2000 chilometri, 1000 miglia di navigazione fluviale. Perché? Perché quella è un'autostrada liquida per gli americani, loro l'hanno, una parte c'era già in natura, una parte l'hanno prolungata con dei canali, si chiama Intracoastal Waterway. Se andate a vedere su Google è una cosa straordinaria, che noi avevamo le vie d'acqua, all'interporto di Padova ci sono le bitte perché c'era una visione di fare questo, invece arrivano i camion. Cioè noi, io e mia moglie abbiamo incontrato tantissime chiatte, le abbiamo anche filmate, che trasportavano merci. Ogni chiatta di questa veniva spinta da un rimorchiatore, quindi un motore solo che inquinava, e una chiatta aveva un volume di carico di 500 camion, quindi toglieva dalle strade 500 motori, 500 camion. Noi invece, come dicevi lei, invece di costruire la terza e la quarta corsia, basta che guardiamo indietro a un secolo fa, arrivavano fino a Padova le merci, i sabbionari, cioè, noi stiamo ritornando un po' in un medioevo, pur avendo delle tecnologie del 2025 che non usiamo, viviamo stile anni 80. Questa è la cosa che fa inorridire. Cioè abbiamo delle tecnologie che ci aiuterebbero a vivere meglio tutti quanti, a inquinare meno, e invece viviamo stile anni 80 perché non vogliono farci cambiare stili di vita. Questo è anche un problema, e quindi non ci danno neanche una visione, non ci danno neanche diciamo, le persone un po' più aggiornate, quelle che si documentano, lo capiscono questa cosa qui, ma tantissimi vivono nella vita frenetica tra pagare l'affitto, pagare il mutuo, pagare la rata della macchina, andarsi a incolonnare per andare a vedere le cose che devono vedere tutti quanti. Si pensi che a Padova ha aperto un negozietto in Via del Santo che fa panini, ok? L'ha aperto 2 settimane fa, 10 giorni fa.
Questo vende i panini sfilatini con dentro del prosciutto e cose. Ecco, una cosa che ci possiamo fare a casa. Ma lo sai che c'è una coda di 40-50 metri davanti a qualsiasi ora del giorno? Perché l'ha detto un TikToker. Cioè, siamo veramente... Cioè, siamo andati fuori di testa, Giacomo, è quello il problema grande, però dobbiamo cercare di mantenere la retta via. E sentiamo come Andrea Colla, vediamo se è ancora collegato, come commenta le parole di Giacomo, dei miei ospiti. Lei parlava della Coldiretti, questi mercati. Ecco, noi abbiamo la fortuna di avere la Sicilia con dei prodotti meravigliosi, però andiamo a prendere dalla Spagna, andiamo a prenderle dal Marocco, ecco, perché non riusciamo neppure a capire che tramite i porti potrebbero arrivare questo scambio di prodotti, ma non lo facciamo. Ma cosa sta succedendo? Poi lei ci fa vedere questa bellezza che abbiamo, ma neppure qua ci arriviamo, perché parliamo solo di una Venezia, come dice Ferialdi, mordi e fuggi, Disney, invece di capire veramente la fortuna che abbiamo di questo patrimonio artistico meraviglioso, ma che va anche restaurato, conservato. Io mi ricordo quella scritta a Verona su un palazzo che è scritto "conserva", questo mecenate che ha capito l'importanza di aver lasciato questo patrimonio, che chiede conserva, è scritto fuori. Noi siamo in grado di conservare o siamo solo in grado di demolire e di fare cose che non riusciamo neanche a capire dove ci porteranno e che futuro avranno? Prego, Colla. Grazie Mirella. Allora, fondamentalmente demolire e ricostruire fa sempre avviare alcuni meccanismi di speculazione invece che di spesa, perché ovviamente restaurare palazzi storici, ville, case di campagna ha un costo maggiore rispetto tante volte a costruire con il cemento. Però noi dobbiamo pensare che non si può cementificare, noi siamo contro la presa di nuovi terreni per cementificare. Stiamo andando veramente a diminuire terreni fertili per fare i pannelli fotovoltaici a terra, quando abbiamo migliaia di edifici che potrebbero usare la luce del sole sui tetti, e quindi senza togliere spazio all'agricoltura. E dall'altra parte però abbiamo un'agricoltura che è di basso valore aggiunto, per la maggior parte dei casi, eccezione ovviamente il nostro vino del Prosecco piuttosto che certi formaggi, però le stalle stanno chiudendo, la manovalanza non c'è più, il lavoro dell'agricoltura è difficile e nessuno dei giovani vuole più approcciare a un lavoro di fatica. Oggi è tutto social, TikTok, è tutto senza difficoltà, si viene pagati solo per le visualizzazioni. Qui siamo in Italia, un paese del fare, bisogna produrre, bisogna lavorare, bisogna alzarsi la mattina con la volontà di partecipare attivamente alla vita del nostro territorio, e non si può far pubblicità a multinazionali straniere che poi vengono a cannibalizzare i nostri centri storici. Perdiamo l'artigianalità veneziana, il vetro di Murano, tutte le fornaci stanno chiudendo, però il vetro di Murano c'è su tutte le case quando andiamo anche fuori all'estero. E da dove arriva questo vetro? Dalla Turchia, che costa meno, piuttosto che da altri paesi. E così anche per i territori di montagna, bisogna valorizzarli. Adesso abbiamo una vetrina importante che sono le Olimpiadi Milano-Cortina, e c'è tanta richiesta di essere in questi ambienti, però dopo le Olimpiadi come si farà a mantenere la vita di montagna vera senza più il palcoscenico delle Olimpiadi? Bisogna investire in comunicazione da una parte, però comunicazione vera, non quella finta dei TikToker, e dall'altra parte andare, secondo me, a investire molto nella cultura del nostro paese. In questo modo si ha turismo di qualità che può spendere e che aiuta le nostre imprese a affrontare dei piani industriali da 5 a 10 anni per investimento, e quindi l'assunzione della manodopera. Anche nelle scuole di restauro oggi serve una manualità dove siamo tutti con la robotica, con la domotica, con qualsiasi cosa possa toglierci la fatica, va bene,
però non dobbiamo perdere la nostra manualità, il nostro ingegno. Ma quello che chiedono anche i ragazzi ultimamente, con le scuole professionali, l'ITES hanno una richiesta veramente di ragazzi di entrare, non siamo neanche in grado più di accettare questa richiesta. Capisce che qualcuno non ha voluto vedere e adesso questi ragazzi non hanno manualità, sì, ma fino adesso cosa abbiamo fatto? Andiamo da Leone Trebaseleghe, vai Leone. Leone? Non lo sento, vediamo se riprendiamo Leone. Ferialdi, come commentiamo? Tutto vero, bisogna passare dalle parole ai fatti, mi sembra questa la questione, però il discorso tra cittadini, tra associazioni rischia di essere un discorso muto, mentre deve essere portato assolutamente in politica per essere poi trasformato. Questo mi sembra evidente. Le situazioni ci sono, ripeto, Marghera poi è un'ex area industriale, abbiamo ex industrie molto appetibili, no? La Galileo che faceva lenti, famosissima, è chiusa da almeno 20 anni. Eppure non parte un progetto. Doveva partire un progetto di un albergo, perché poi passa il tempo, ma anche quello è saltato. È una cosa anche interessante, perché dobbiamo anche ragionare che il tempo è cambiato e dobbiamo considerare residente anche chi sta per un periodo medio all'interno. Pensiamo ai studenti, pensiamo ai professori, no? Perché abbiamo anche questo. No? Noi richiamiamo... Fermo un attimo Feriali, se non mi cade ancora la linea. Abbiamo Leone Trebaseleghe che poi riprenderemo. Vai Leone. Ciao mille ragazzi, Ciao. sono tutti gli ospiti. Allora adesso si è parlato che chiudono i negozi nelle città, ma i negozi chiudono perché c'è Amazon, perché c'è internet. Beh, questo è il problema, che i negozi hanno chiuso. E quelli che aprono per guadagnare qualcosa. E l'unica cosa per guadagnare è lavorare per i turisti. A me non piace tanto quando dicono male dei turisti, perché se non mi sbaglio ci sono degli spot pubblicitari che invitano la gente ad andare a Padova. Perciò se tu fai uno spot pubblicitario per chiamare la gente, poi la gente arriva. Tu devi solo ringraziare e essere gentile con i turisti. Io la penso così. Poi volevo parlare con il giornalista che va per i mari. Giacomo. Adesso che abbiamo questo cambiamento climatico, che il clima si sta riscaldando e le acque dei mari si stanno alzando. Cosa succederà? Che Venezia andrà sott'acqua? Allora la mia idea è di togliere l'acqua dai mari. Cioè, non voglio togliere l'acqua dal Pacifico o vuotare l'Atlantico. Di togliere l'acqua che i ghiacciai sciolgono, di tenere sotto controllo il livello dei mari, facendo in questo sistema, cioè i ghiacciai sciolgono l'acqua e noi la togliamo. Riempiamo il Mar Morto, il Mar Caspio, portiamo l'acqua di quel miliardo di persone che muore di fame e di sete, parliamo delle oasi nei deserti. Questa è la mia idea. Cosa ne pensa questo giornalista che viaggia nei mari? Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone. Prima facciamo terminare Ferialdi, poi andiamo appunto dal nostro Giacomo. Prego Ferialdi. No, dicevo che serve una politica per la casa, c'è un'emergenza a casa e va anche dichiarato. Se ne parli diventi un tema fondamentale, perché non abbiamo case per i lavoratori, non abbiamo case per i residenti, non abbiamo case per gli studenti che poi investiamo, no? Abbiamo portato l'università da Venezia a Mestre in via Torino, abbiamo fatto anche delle belle architetture, però dopo gli diamo la possibilità di studiare ma non la casa, la possibilità di lavorare ma non la casa, no? La possibilità di venire qual è l'obiettivo allora che qualcuno vuole cercare di andare a parare? Giacomo, qual è l'obiettivo sia della politica, anche poi per rispondere al nostro Leone da Trebaseleghe, perché qualcosa bisognerà pure che succeda, cioè così non si può andare avanti. La gente non può lavorare e rimanere povera, la gente non può lavorare e non trovare una casa, la gente non può lavorare e veramente arrivare a fine settimana che è veramente distrutta per tutto questo correre, chissà poi dove, per cosa, per dove, poi troviamo questi ragazzi in queste condizioni e quelli bravi poveretti che non vengono supportati. Prego Giacomo. Sì, questo è un problema che sta colpendo una buona parte della civiltà occidentale, nel senso che
ci hanno fatto credere e vogliono farci credere tuttora che il possedere cose è il segreto per avere la felicità. E quindi è iniziata questa epoca di questa civiltà consumistica che ha fatto sì che noi già a luglio abbiamo consumato le risorse che il nostro pianeta ci mette a disposizione. Noi stiamo consumando a scapito non delle future generazioni, ma delle prossime generazioni, questi che vengono dopo, che stiamo consumando le energie, per cosa? Per consumare, per comprare cose che poi non ci servono, non ci gratificano. Abbiamo smesso di cercare in maniera romantica la felicità. Noi pensiamo che la si possa comprare, questo ci hanno insegnato, questo con i mass media e con le pubblicità martellanti nell'ultimo ventennio ci hanno inculcato in testa. Non è vero, non è assolutamente vero. Io ho vissuto in giro per il mondo in maniera felicissima insieme a mia moglie, non usando neanche mai il portafoglio, perché mi muovevo, e mi muovo tuttora per fortuna, con la vela, quindi con il vento, non inquino. Ho uno stile di vita che è basico, perché alla fin fine io non ho bisogno di comprare cose, perché non c'è neanche niente in vendita, c'è il baratto in certe isole del Pacifico. Noi non dico di tornare al baratto, ma quanto più bello è quando hai soddisfatto i bisogni primari, goderti di uno spettacolo in laguna senza andare dall'altra parte del mondo. In laguna noi ci guardiamo il tramonto e siamo felici, vediamo un delfino che arriva a Venezia, che adesso ne parlano tutti quanti, e ti senti felice. Cioè queste sono le cose che ti gratificano, che danno la felicità. Non l'acquistare l'ultimo modello di scarpa piuttosto che l'ultimo modello di macchina e indebitarsi per i prossimi 5 anni. Poi per tornare al signor Leone, è un'idea bizzarra, ma non penso che sia la soluzione, perché comunque sia il nostro pianeta, la Terra, è un essere vivente. Certo, in base alla nostra speranza di vita, che diciamo, se siamo fortunatissimi, 90 anni, 100, ecco, è niente in confronto alla Terra. Noi non dobbiamo cercare di curare la Terra, di curare e di pensare di essere noi a trovare una soluzione ai cambiamenti climatici. Noi potremmo cercare di adottare uno stile di vita che rallenta il cambiamento climatico, ma i cambiamenti climatici ci sono sempre stati. Ecco, quindi io non andrei a portare acqua sul deserto, perché cambierebbe tutta poi la meteorologia anche lì. Noi abbiamo un problema grosso che è il scaldamento delle acque degli oceani. Per questo anche fino a ieri c'era un uragano di proporzioni gigantesche che ha devastato i Caraibi e le Bahamas. Perché? Perché l'acqua del mare dell'oceano è troppo calda e noi stiamo cambiando, cioè noi stiamo vivendo un cambiamento molto molto importante del clima. Siamo causa di questo, ma non siamo la causa assoluta di questo. Noi stiamo dando un'accelerata. Il problema è che noi esseri umani, se diventa troppo freddo, ci copriamo in maniera repentina, il freddo intendo dire. Se il tempo, diciamo, è troppo caldo, ci chiudiamo in casa con le arie condizionate. Gli altri esseri viventi di questo pianeta non hanno questa possibilità e i cambiamenti degli altri esseri viventi sono molto più lenti, quindi andremo a perdere un sacco di specie che non saranno in grado di adattarsi a un cambiamento climatico così rapido. Ne abbiamo già perso tanti, speriamo di tenere almeno quello che rimangono. Ha sentito Giacomo che adesso possono sparare anche quegli uccellini che stanno arrivando perché si è aperta la caccia. Per fortuna qualcuno in Regione Veneto ha detto qui in Veneto no, ma in altre parti d'Italia si possono sparare a questi uccellini che arrivano dopo tanti chilometri, perché la caccia è importante. Allora io andrei adesso da Andrea Colla, a chiedere a Andrea Colla se sarà possibile fare un tavolo con i grandi industriali, ecco, con queste grandi fondazioni, per cercare di vedere se si può investire sui giovani, sui diversamente giovani, se hanno un po' di cuore
Ecco, invece di pagare questo big del calcio, di qualsiasi sport, con centinaia e centinaia di milioni di euro, di investire su quello che è il nostro patrimonio, che sono i giovani e i diversamente giovani. Sarà possibile fare questo tavolo e concentrarci su quello che c'è, che possiamo investire, creare in pochissimo tempo, grazie alla tecnologia che abbiamo, per vedere se veramente hanno a cuore queste realtà, che sono queste creature. Prego, Colla. Microfono, Colla. Sì, è acceso? Sì, adesso mi sentite? Sì. Adesso sì. Sì. Ecco, allora sicuramente un tavolo di confronto va sempre fatto con le istituzioni, con le associazioni che raggruppano la volontà dei propri associati affinché venga fatto un miglioramento della vita e anche delle possibilità che diamo alle future generazioni di dire la propria. Sulla conservazione noi vediamo che ville, palazzi, case rurali che sono state fatte secoli fa sono ancora in piedi, in uno stato ottimale, con la giusta manutenzione. Certi edifici fatti negli ultimi 20 anni sono già completamente da rifare e quindi a questo anche voglio dire la maestria della nostra storia, della nostra Serenissima, ha sempre insegnato al resto del mondo come costruire, come conservare, come essere innovativi. Dall'altra parte ovviamente serve un tavolo che raccolga le necessità attuali. Mi ricollego al discorso di Leone, ritenendo anch'io questa idea abbastanza singolare, però noi come Coldiretti avevamo fatto il piano dei laghetti a livello italiano di 1000 laghi, perché è tanta l'acqua che viene dalle montagne, che viene poi dissipata e che si perde e poi... È saltato? È saltato, però abbiamo capito il significato, avete capito come funziona, poi parliamo della Luna. Allora, sentiamo come ci saluta Christian Dornick. Allora, tanti discorsi, tante belle idee, adesso però bisogna unire le forze. Sì, certamente, mi ricollego anche io a quanto detto da Leone, dei negozi, no? Perché non abbiamo parlato anche dell'aspetto della commerciale, no? In realtà io credo che più che a causa di Amazon, molte realtà commerciali dei nostri centri storici, che è vero vengono sostituiti magari da come dire, colossi esteri, sì, anche per pagare quegli affitti là. Ma la motivazione, perché loro possono permetterselo, probabilmente anche di che so. Cos'è l'affitto medio di un negozio in pieno centro storico a Padova, ad esempio? Affitti di centri storici si parla di 4-5 mila euro per 50-60 metri, insomma, anche di più. Cioè, insomma, in centro a Treviso abbiamo avuto degli esempi che sono finiti anche sul giornale di 20-25 mila euro. Sentite? Per dei negozi sul Calmaggiore o queste cose qua. Il problema è che secondo me diciamo, c'è questo turnover proprio per il caro affitti, per le burocrazie sicuramente. Però io credo che se queste venissero un po' meno, ci fosse appunto un po' più di dinamicità, in realtà non tutti vogliono acquistare per forza le cose su Amazon, e soprattutto alcune cose artigianali, sartoriali, secondo me, cioè, ci sono sia la volontà da parte dell'utente di acquistarle dal vivo, e sia anche da parte dei nostri commercianti di portare avanti un certo tipo di qualità e non solo di numeri come possono essere quelli delle grandi distribuzioni. Quindi come dire, non è sempre da guardare al di fuori il problema, ma anche qui probabilmente ci fosse un intervento istituzionale, sarebbe una buona cosa, ecco. Allora sentiamo Andrea Colla come ci saluta, ormai siamo in chiusura, prego Andrea Colla, e grazie. Sì, come
come avete visto la tecnologia ci aiuta tante volte, ma non essendo possibile installare diciamo la fibra ottica su Venezia e quant'altro, salta la linea e mi scuso di questo. Per concludere dico che noi dovremmo utilizzare anche l'intelligenza artificiale che ci sta sovrastando con intelligenza e quindi capire su cosa poter investire insieme alle necessità dei giovani, non nel consumismo di cui si parlava prima, quindi avere un oggetto giusto per possederlo, ma che questo oggetto sia la storia da tramandare alle persone che verranno dopo di noi, e con questo evitare di prendere delle cose nuove quando possiamo ancora utilizzare quelle che stiamo usando. Mi riferisco ai telefoni, mi riferisco ai computer, ma anche all'abbigliamento, di continuare questo consumismo, quando invece possiamo ripartire da quello che già abbiamo dandogli nuova vita, e questo è il restauro, anche come filosofia di vita. Ecco, il restauro ai giovani sarebbe una bellissima cosa, quante cose imparerebbero con restauro, questa manualità che hanno, ma dobbiamo capire anche noi di riuscire veramente a stare vicino a questi ragazzi, a cercare di capire dove potranno parare. Dammi il gioco, però bisogna vedere quale gioco. Grazie veramente Andrea Colla, delegato nazionale Confarestauro Venezia, valorizzazione patrimonio storico e monumentale. Ringrazio e saluto anche Alfredo Giacon. Vediamo queste foto di Alfredo Giacon, poi lo salutiamo perché veramente sono delle foto che fanno veramente riflettere, oltre alle parole che ha detto Alfredo. Ecco, questa vita un po' particolare, ma una vita che ti dà molte soddisfazioni. Qui cosa stiamo vedendo, Giacon? E qui stiamo vedendo, noi siamo la barca giuria durante la regata del Conero, qui siamo invece alle Bahamas e abbiamo a poppa la bandiera della Serenissima. Qui siamo alla Barcolana di Trieste, famosa ormai anche per chi non va a vela. Siamo un bel equipaggio. Qui sono allo Yacht Club di Monte Carlo perché ho fatto un'iniziativa ambientalista molto molto interessante dell'ONU. Qui è a Genova, The Ocean Race. Noi quando abbiamo fatto la traversata dell'Atlantico. Qui siamo invece in Canada, qui siamo ad Halifax e c'è la stele dedicata a Giovanni Caboto. Qui sono all'ambasciata italiana a Boston, che leggo il saluto del nostro sindaco. Questa è l'acqua meravigliosa del nostro pianeta, potrebbe essere qualsiasi posto, qua siamo ai Caraibi, e questa è stata la nostra prima casa per quasi 30 anni. Comunque una cosa che noto, Giacomo, è che il cielo è sempre azzurro, quasi sempre. Almeno questo ci fa ben sperare di un bel auspicio, ecco, vedere il cielo azzurro, queste acque limpidissime, quando arriva l'uomo, ma ciao a limpido, ma loro sarebbero limpidissimi. Basta vedere il Covid, come la natura da sola si è pulita. I canali a Venezia si sono rigenerati da soli, senza interventi dell'uomo. Ecco, forse dobbiamo rispettare più la natura e anche noi fare un passo indietro invece che fare un passo in avanti, tutti noi, come ha detto Alfredo Giacon, che ringrazio. Ringrazio anche Alvise Ferialdi, presidente Buongiorno Marghera, ringrazio Christian Dornick, appunto Casa a Treviso, immobiliare, ho parlato di tante cose con gli ospiti e poi rifletteremo con pazienza. Grazie, grazie, pubblicità. Siamo con Moira Ferrari, questa bellissima donna, ma soprattutto questa mente che lavora per migliorare la qualità della vita. Presentati per chi non ti conoscesse, Moira, e perché sei qua anche questa mattina. Buongiorno a tutti, io sono un tecnico della Federazione Ginnastica Italia. Diciamo che ho vissuto per un sogno tutta una vita, quello di diventare un'allenatrice di alto livello. Questo sogno, come dico sempre, è stato accarezzato, è stato vissuto, è stato nutrito. La ginnastica artistica è stato il mio primo grande amore, però è da un periodo che mi sto dedicando anche ad un altro progetto, che è un progetto molto importante. Infatti ti ringrazio tantissimo, Mirella, di cuore, per avermi dato questa possibilità, per avermi invitata. Ringrazio tutta la redazione per aver contribuito a dare voce a questo progetto, che è il progetto Sei Tu,
che è un progetto che aiuta le persone a rimettersi al centro della propria storia, a ritornare a casa, come dico io, ritornare dentro di sé, a trovare una direzione, una nuova direzione che le porti verso la propria essenza. È un progetto che si basa su un percorso, che a sua volta si basa sull'acronimo della parola luce, L come libertà, perché ognuno di noi dovrebbe avere la capacità di liberarsi da ciò che non serve più, dalle paure, dalle aspettative, dai ruoli. U come unicità, perché siamo esseri unici e molto spesso ce ne dimentichiamo perché tendiamo ad emulare gli altri, a copiare gli altri e ci allontaniamo dalla nostra autenticità. C come consapevolezza, perché è molto importante essere consapevoli, perché la consapevolezza non ci tiene fermi e soprattutto ci aiuta a destrutturare tutti quegli automatismi che non ci permettono di evolverci. E poi essenza, ovvero chi siamo davvero, al di là di ciò che siamo, dei ruoli che ricopriamo. Ecco, questi sono i 4 passi che per me servono per ritornare al centro della nostra vita e viverla in maniera più consapevole, più vera e più autentica. Cosa vuol dire rallentare? Capire che bisogna correre in maniera diversa, bisogna capire proprio l'essenza di questo corpo, cosa ti dice, cosa può esprimere. Però da sola non ce la fai, devi essere accompagnata in questo percorso perché non lo conosci abbastanza, non lo rispetti abbastanza. Invece lo sport fa anche questo, riesce a farti capire che devi rallentare, devi programmare, devi rispettare e devi capire chi sei, cosa puoi dare e cosa puoi fare. Prego Moira. Diciamo che occorre vivere in presenza. Bisogna sapersi ascoltare. Io dico sempre alle mie ragazze, stai nel sentire. E io dico sempre che per arrivare a qualsiasi tipo di obiettivo ti devi trasformare prima nella persona che serve a quell'obiettivo, a quel campo di gara. Ecco, quindi è un lavoro che va fatto su noi stessi, proprio alla scoperta di quello che sono i nostri veri talenti, le nostre qualità, perché tutti noi abbiamo i nostri talenti, però molto spesso non siamo portate a lavorare su quello, anche a causa dei condizionamenti del nostro passato. Infatti vorrei parlare di questo oggi perché è un tema molto importante. Quindi stare in presenza, iniziare a conoscersi, iniziare il viaggio verso la nostra unicità. Dobbiamo capire che siamo unici e dobbiamo lavorare sulla nostra essenza. Queste ragazze, ecco, che tu accompagni in questi percorsi anche impegnativi, ma che ti fanno crescere, ti fanno capire che veramente è un percorso, quello che tu stai facendo con loro, molto importante, che dà anche, che valorizza questo corpo, che valorizza questa disciplina, e loro sono felici, loro volano, loro saltano. Vediamo il video, poi lo commentiamo.
Quanto lavoro, quanto impegno, quanto sacrificio, ma poi vince la squadra. Vincete tutti assieme. Ecco, il dopo, raccontaci il dopo di queste vittorie, di questi esercizi programmati, provati, riprovati. Qui c'è una vita alla fine di lavoro di Moira con le sue ragazze. Prego Moira. C'è tutta una vita che si svolge in pochi secondi. Se pensi che una routine dura 1 minuto e 30, mamma mia, e tu ti giochi tutto in quel minuto e 30, ti giochi la fatica di una vita. Ecco, tu hai parlato di sacrificio. Io dico sempre che questa parola è il fondamento del nostro lavoro. Sacrificio, proprio nell'etimologia della parola, rendere sacro qualcosa, no? Una rinuncia, un momento di difficoltà, anche perché questo lavoro ha tanti retroscena, ci sono tanti momenti di difficoltà anche, no? Da attraversare. Cioè non è tanto quello che vivi dopo, perché dopo è solamente il risultato del viaggio che hai fatto per arrivare fin lì, del coraggio che ci hai messo, della forza di volontà che hai dimostrato, della resilienza che hai avuto, perché molto spesso durante la preparazione si incontrano tante difficoltà, però quello che io cerco sempre di trasmettere alle ragazze è che le difficoltà sono altro che opportunità per potersi migliorare, per poter crescere, sono quelle che danno la trasformazione al lavoro e che ti portano verso poi il risultato finale. Moira, io sento spesso delle ragazze, dei ragazzi che dicono è troppo impegnativo lavoro e fare una disciplina sportiva. Io penso che non sia quello, è capire quanto tu credi in te stesso e dove puoi arrivare. Se credi veramente, e qua possiamo parlare tranquillamente dei diversamente agili, di Paralimpiadi, dove arrivano tantissime medaglie, e io questi ragazzi li sento tutti che studiano o hanno studiato e sono arrivati a centrare l'obiettivo. Allora forse è questa proprio diversità che li fa superare certi ostacoli che magari i normodotati non si rendono neppure conto di questa difficoltà che hanno queste figure che escono al mattino e già uscire di casa diventa già un problema, eppure riescono perché credono in se stessi, di quello che possono fare. Questi molti normodotati dovrebbero imparare, o sbaglio? Assolutamente sì, ritorniamo sempre lì, ognuno di noi ha i propri talenti, bisognerebbe avere il coraggio di andare proprio verso la nostra essenza, come dico sempre io, soltanto che non è sempre semplice perché tendiamo ad omologarci agli altri, no? Quindi a non crescere con l'idea che noi siamo qui per poter fare anche la differenza. Certo. Ovviamente tutto parte magari anche dal tuo perché, da quanto è forte, dalla passione che puoi avere. Esatto, ecco, quello poi affrontiamo proprio un capitolo molto vasto. Abbiamo Livio da Padova, poi continuiamo. Ciao Livio. Ciao Mirella, un saluto alla tua ospite. Volevo chiederle che rapporto c'è tra psiche e ginnastica, quel tipo di ginnastica. Noi siamo ammirati veramente dalla bravura di quelle atlete, ma non c'è forse il pericolo che si innamorino troppo del loro corpo, della loro disciplina e magari trascurino qualcos'altro? Ecco, grazie e vi saluto. Grazie a te caro Livio, sentiamo Moira come risponde al nostro Livio. Intanto grazie per la domanda. Io penso che bisogna avere sempre un equilibrio, no? Cioè cercare di fare sicuramente della propria passione diciamo una traccia, un percorso, no? da attraversare, però nella piena di consapevolezza che si può essere tutto nella vita, cioè non identificarsi solamente in quello che si sta facendo,
Però usare proprio quello che si sta facendo come uno strumento per crescere, per appunto evolversi. Nel nostro caso la ginnastica è uno strumento per attraversare proprio una crescita personale, quindi per prepararci alla vita, a tutto ciò che ci attende fuori da, diciamo, le pareti delle nostre palestre. E per quanto riguarda il discorso della forma fisica, quella ovviamente è necessaria per poter, diciamo, prepararci al meglio, anche per evitare magari infortuni che nel nostro campo sono sempre, insomma, dietro l'angolo. Diciamo che è giusto insegnare ai ragazzi che lo sport è una parte fondamentale della propria crescita, ovviamente non è assolutamente tutto, ma può essere uno strumento valido proprio per evolversi. Saluto e ringrazio l'avvocato Vincenzo Rienzi, avvocato della Coda Conso. Buongiorno avvocato, grazie di essere qui. Buongiorno. Ecco, io non so, forse lei non l'ha seguito, ma ho avuto tanti ospiti questa mattina, abbiamo parlato di immobiliare, abbiamo parlato di famiglie, di giovani, di spesa, di affitti. Però i conti non tornano, avvocato, non c'è niente da fare. Con questi affitti, le pensioni, affitti, stipendi e pensioni che hanno la maggioranza delle persone italiane ormai non ce la fanno più. Io dico sempre un banco solidale e ormai vengono famiglie che con 2 stipendi non riescono ad arrivare alla fine del mese. Abbiamo sentito degli affitti pazzeschi, anche di una sola stanza per i ragazzi che studiano, poi diciamo cosa diamo a questi ragazzi, invece di investire su quello che abbiamo si cerca sempre di andare a trovare altrove la soluzione che non c'è, invece di investire anche su questo meraviglioso patrimonio che abbiamo, ma si va da un'altra parte. Cosa vede dal suo osservatorio, avvocato Rienzi? Che la situazione è quella che rappresenta lei, ci siamo all'11,3% di famiglie italiane che vivono sotto la soglia della povertà, percentuale peraltro in aumento rispetto al 2024. Questi sono dati che sono emblematici di quella che è l'attuale condizione del nostro paese, dove si fanno, per carità, misure che tentano di portare un sostegno ai cittadini, però dobbiamo chiaramente fare i conti con il sistema della coperta, che come ben sappiamo è sempre un pochettino corta quando si tratta di dover trovare risorse pubbliche. Quindi non ci si può chiaramente, diciamo, ecco, non possiamo dirci soddisfatti di quella che è l'attuale, per esempio, assetto della manovra finanziaria, che aumenta da una parte, anche se soltanto di 400 euro l'anno per chi ha uno stipendio, diciamo, relativamente alto, quella fascia media di cittadini che pagano un sacco di IRPEF, perché c'è questo abbassamento percentuale di 2 punti che dovrebbe portare nel nostro portafogli 440 euro in più, nella migliore delle ipotesi, cioè se dichiariamo 50.000 euro l'anno. Però dall'altro lato, appunto, come dicevo, non si sta intervenendo sulla soglia della povertà, cioè su quei redditi al di sopra di 10.000 euro, 12.000 euro l'anno, per i quali appunto si fa troppo poco. Invece forse bisognerebbe proprio partire da quello. E poi c'è questo discorso, come diceva lei giustamente, degli affitti. Oggi trovare una casa d'affitto calmierato è pressoché impossibile se si vuole optare chiaramente per i grandi centri. Va un pochettino meglio in periferia e nei comuni limitrofi, ma non vi credete, perché poi dovete spendere un salasso di quattrini per spostarvi per esempio in città per andare a lavorare. Quindi vedete, il sistema della coperta funziona a macro area e anche nella microeconomia familiare. Non parliamo poi del carrello della spesa, che ultimamente registra un ulteriore piccolo incremento, seppur abbastanza, diciamo, ecco, contenuto. Quindi ecco, vedete, noi facciamo i conti oggi con una condizione di crisi generale della nostra economia, per la quale si sta cercando di intervenire a livello economico-finanziario, perché, ripeto, alcune delle misure adottate nella manovra finanziaria servono ad aumentare il potere d'acquisto degli italiani. Dall'altro lato, chiaramente, è ovvio che se il governo potesse metterebbe 2-3 mila euro al mese in più nelle tasche di tutti gli italiani. Questo chiaramente è un dato imponderabile ed impossibile, che non si può verificare. Quindi che cosa fare?
rimboccarsi tra virgolette le maniche da un lato, dall'altro secondo me ecco, cercare il più possibile di lavorare a favore delle categorie più bisognose e secondo me io quello che cerco di propinare quando mi viene chiesta diciamo ecco la mia opinione, sempre però ripeto una mia opinione personale, l'abbassamento importante del carico fiscale scommettendo sul debito pubblico forse potrebbe rilanciare in maniera imponente la nostra economia perché ci darebbe un potere d'acquisto superiore e gli italiani, come tutti sanno, se hanno la possibilità poi spendono, investono e questo andrebbe secondo me a favore, no? Anche della nostra, del nostro debito pubblico, del PIL e tutto il resto. Avvocato Rienzi, quello che non torna ai conti, devo correre purtroppo che il tempo è tiranno, è che i conti non tornano, nel senso che siamo il paese con gli stipendi più bassi d'Europa e siamo il paese dove paghiamo più tasse di tutta l'Europa. Allora non possono dirmi, avvocato Rienzi, che non ci sono i soldi. Intanto vorrei più trasparenza sui soldi pubblici, capire cosa incassa il governo, non lo Stato siamo noi, il governo, come queste entrate vengono spese, che è facile dire vai su internet, ma no, io ho 90 anni, non uso internet, ma pago le tasse e tu governo hai diritto di dirmi come vanno a finire, dove vanno a finire i miei soldi. Allora non è che non ci siano i soldi, avvocato Rienzi, mi dispiace per non aumentare gli stipendi o le pensioni, è che si guarda da un'altra parte. La povertà non interessa, la fragilità non interessa, ma i nostri diversamente giovani sono quelli che hanno fatto diventare grandi anche questi grandi della terra, sono loro che hanno creato quel benessere che ha portato a questo e loro lo stanno sgretolando perché non sanno investire nella maniera giusta e nella maniera corretta, che è l'uomo, che è la figura umana, che è il diversamente giovane ma anche il giovane. E allora non ci siamo, non possono dire che non hanno i soldi e che la coperta è sempre corta. Per le cose nostre è corta, ma per le cose loro la coperta è sempre molto ampia. Allora avvocato, mi vuole spiegare, lei vive anche a Roma, un contatto diretto perché è là la stanza vera dei bottoni, le abbiamo provate tutte da sinistra, a destra, a centro, abbiamo fatto 70 governi, siamo gli unici, ma le cose non cambiano per la popolazione, quella brava, quella che si comporta bene, avvocato Rienzi, che fa fatica lavorando a avere dignità. Prego. Ha detto bene, vabbè, io se è vero sono chilometricamente più vicino, ma posso garantirvi che mi tengo alla larga il più possibile dalla stanza dei bottoni, perché ho la fortuna di poter lavorare veramente, almeno io faccio questo, insomma, cerco di farlo il più possibile e questo tra l'altro con non poco sacrificio, attenzione, e cerco di lavorare veramente a fianco con i cittadini quando ne ho la possibilità. Io credo che non sia che a prescindere diciamo, ecco, dal come vengono impiegati questi soldi, c'è un documento programmatico di economia e finanza diciamo, che un pochettino va a spiegare anche questo aspetto qua. Io credo che oggi, ripeto, noi con il nostro vincolo di appartenenza alla comunità europea scontiamo, e non dico che bisogna uscire dall'Europa, ma semplicemente che scontiamo una situazione di difficoltà oggettiva dalla quale non sarà facile uscire e non ne usciremo nel prossimo mese o nel prossimo anno o nei prossimi 10. Ci vorrà un percorso virtuoso che richiederà decenni, ma su questo invece io sono convinto che si potrebbe fare di più. Deve un pochettino cambiare la mentalità, cioè la mentalità secondo me deve essere legata più che altro a puntare non tanto ad essere a fare bella figura con l'Europa, cioè essere bravi, belli, avere 3A+ dal rating europeo, come caspita si chiama, ma a rinunciare, diciamo, ecco, magari in piccola parte alla valutazione B++ che fa contenta le banche, e cercare, diciamo, ecco, di utilizzare quei fondi in più, magari, ecco, ripeto, anche intaccando il debito pubblico che è altissimo peraltro ormai, per cercare di dare più potere d'acquisto ai cittadini, perché è da lì che secondo me si rimette in moto la macchina del nostro paese. No, magari, ecco, ovviamente non sarebbe una Ferrari, probabilmente sarebbe una macchina ibrida, ecco, però secondo me, ecco, è lì
un pochettino la chiave, perché poi se noi abbiamo più soldi per poter far fronte alle nostre esigenze, alle nostre necessità, magari riusciamo anche a investire più soldi e a quel punto anche a far creare maggior gettito. Certo, bisogna fare una lotta all'evasione fiscale senza confini in questo senso. Appunto. Allora, l'obiettivo sei tu, Moira Ferrari, però vedere questo tu sei supportato anche dalla famiglia, perché anche fare sport ha un costo. Magari a me piacerebbe tanto che i miei figli, mia figlia, mio figlio o io stessa fare, però non ho il supporto che mi serve. Quanto importante invece sarebbe investire nello sport per questi ragazzi, anche nelle scuole, ecco, far capire l'importanza di queste discipline sportive, perché il mio progetto sei tu è proprio quello. Prego. Sì, sarebbe fondamentale, sarebbe la chiave, perché comunque sia tramite lo sport, come dicevo prima, i ragazzi possono avere un mezzo per prepararsi alla vita, perché è tramite lo sport che inizi a conoscerti di fatto, perché io dico sempre che lo sport diciamo ci rivela chi siamo, non ci forma, però ci mette come di fronte ad uno specchio e ci dice a che punto siamo della nostra vita, del nostro percorso, ci dà proprio una chiara visione di quella che è la nostra identità in quel momento, e quindi poi sta a noi, tramite appunto lo sport, decidere cosa diventare. È un mezzo importantissimo. Proprio, io dico sempre, è come avere una cassetta degli strumenti, tu la apri e ogni giorno impari ad usare uno strumento diverso che ti permette di andare verso la tua crescita più esponenziale, perché poi ognuno di noi ha la sua migliore versione, bisogna solo saperla riconoscere. Molti dicono diventa la migliore versione di te, no. Tu hai già la tua migliore versione, dobbiamo andare invece a destrutturare tutte quelle sovrastrutture che si sono create proprio per scoprire quel talento, quella qualità che è dentro di noi. Ma per fare questo Moira Ferrari ha bisogno di soldi. Tanto è vero che stai cercando degli sponsor per portare avanti questi progetti, perché qualcuno si gira da un'altra parte, non investe su quello che tu stai spiegando molto bene, può essere anche il futuro di queste ragazze. Allora andiamo a vedere il video appunto di queste meravigliose ragazze e poi lo commentiamo anche con l'avvocato Rienzi. Rienzi, perché non investire anche su queste attività, su questi meravigliosi allenatori e allenatrici che portano alto anche il nome dell'Italia, queste famiglie che da sole non ce la fanno, perché come ho detto prima, come fanno trasferte, tutto, pagare, non hanno neanche gli occhi da piangere la maggior parte, ma qualcuno telefona e dice ma ci sono tutti i ristoranti pieni e le pizzerie piene, sì, perché non vedete quelli che sono a casa, che sono gli invisibili. Avvocato Rienzi, perché si fa così fatica a investire su quello che serve? Microfono. Non lo sento, allora sentiamo cosa aggiunge Moira, poi andiamo dall'avvocato Rienzi. Moira, cosa vuoi dire? Niente, che sicuramente tante famiglie purtroppo non hanno la possibilità di investire sullo sport dei propri figli, e questo è veramente un peccato, perché si rischia che lo sport poi non sia per tutti. Esatto. Invece lo sport dovrebbe essere per tutti, lo ripeto,
è uno degli strumenti principali per la propria crescita personale, ovviamente se si vive in questa direzione, che è quello che noi cerchiamo di fare al Gymnasium Academy, perché crediamo molto in questo valore. Cioè, la crescita personale per noi è fondamentale, cioè poter pensare che un atleta arriva da noi da piccolo, fa tutto il suo percorso, si sente appartenere anche a qualcosa, magari anche a una seconda famiglia, perché nello sport si può trovare anche questo, come lo è stato per me da ragazza, e poi magari proseguire e diventare anche allenatrice, quindi insomma c'è un processo dietro. Anche un lavoro, anche certo, un lavoro. può diventare un lavoro, quindi allora sentiamo l'avvocato Rienzi, devo correre purtroppo che il tempo è tiranno. Come commenta, non so se ha sentito quello che abbiamo detto, il video investire sulla persona, sulla famiglia. Prego, avvocato Rienzi. No, e vi dico un'altra cosa, mi sentite? Sì. Vi dico un'altra cosa, che oggi, soprattutto oggi, bisogna investire nello sport, dove sempre più adolescenti subiscono poi l'influsso negativo dello smartphone, dei social network, si passa sempre più tempo da soli, chiusi in casa. Lo sport in questo è veramente, io non dico un tentativo, ma è proprio la soluzione. A mio parere è di un'importanza fondamentale per gli adolescenti, ma come anche chiaramente per gli adulti, in tutte quelle che sono le fasce di età della vita. Quindi parlate con una persona che veramente diciamo, ecco, ritiene che lo sport fondamentale anche per la propria vita. Io senza sport non potrei vivere, non potrei proprio sopravvivere, mi serve a me stesso per rendere meglio a livello familiare, lavorativo, interpersonale, ma soprattutto appunto perché mi tiene lontano dal telefono innanzitutto. Quindi ecco, facciamo anche questo appello a rilanciare, no, lo sport come forma di distacco dai social network e dagli smartphone. E anche ricordiamoci che l'Italia sta facendo importanti passi indietro su quel che riguarda la forma fisica dei nostri adolescenti. Sempre più adolescenti oggi ma capisce, si trovano avvocato purtroppo Rienzi, che sopra la Moira soglia non ha il dell'obesità. supporto, ma capisce che è qua perché non ha il supporto per portare avanti progetti molto importanti. Ma si rende conto di quello che stiamo dicendo, avvocato? Lei deve venire a Sveglia Veneti tramite Mirella e cercare di far capire che c'è questo un progetto importante, No, che sei tu. Scusi, è importante nella sua trasmissione ricordare quanto è stato investito dal governo per le Olimpiadi 2026 Milano-Cortina, attenzione. Quindi ecco, quanti soldi abbiamo speso per Milano-Cortina per avere l'indotto che si spera avere da queste Olimpiadi, e quanto magari questi soldi, o almeno una parte di essi, avrebbero potuto, no, portare sempre più giovani a fare lo sport. C'è qualcuno che non ascolta, però, avvocato, non c'è niente. Noi invece vorremmo persone che ascoltino, che investono su quello che sta dicendo lei. Io ho ad esempio i pediatri che sono veramente in forte allarme. Penso di essere stata la prima a parlare dell'obesità infantile, ma sembra che qualcuno non interessi, perché appunto per combattere questo bisogna investire sulla famiglia, bisogna investire nelle discipline sportive, ma mi sembra che qualcuno si giri da un'altra parte, e questi veramente... Non è che si gira da un'altra parte, è che hanno bisogno di soldi subito, cioè si cerca, purtroppo non si investe più sul futuro ma sul presente, per cercare di avere un ritorno economico immediato, per quel discorso di cui sopra della coperta corta di cui le parlavo poc'anzi. Questo è il problema. È un problema, non è che se io fossi il capo del governo sarei in grado probabilmente di risolverlo, però è questo il dato fondamentale sul quale noi oggi facciamo i conti, cioè si investe sull'immediato. Per esempio 4 miliardi di euro nella finanziaria sugli utili delle banche, faccio un esempio, e si investe troppo poco sul futuro, cioè sulla formazione dei nostri figli, sui nostri insegnanti e sui nostri insegnanti anche, diciamo, ecco, di discipline sportive. Moira, ormai siamo in chiusura, come chiudiamo? Quello che sta dicendo l'avvocato. Allora, investire sullo sport significa anche investire sull'autostima dei nostri ragazzi, perché lo sport proprio ci insegna a prendere consapevolezza di noi, a credere in noi stessi, a fare un viaggio proprio dentro di noi, ok? Quindi è importante creare delle persone consapevoli,
che sappiano andare verso le proprie eccellenze. E ritorno a dirlo, e non che invece vadano ad omologarsi oppure a copiare gli altri, cioè lavorare sulla propria unicità, credere in se stessi significa crescere persone che possono veramente cambiare, perché cambiare qualcosa, perché nella vita iniziano a fare la differenza. Più chiaro di così? Avvocato, un saluto veloce, come ci saluta? Vi do una bella speranza, dai, che il 2026 sia un anno di svolta per avere quantomeno qualche dato positivo in crescita su quel che riguarda appunto il settore più delicato delle famiglie in forte difficoltà. Per fortuna che la speranza è l'ultima a morire, noi viviamo sperando, è una vita che speriamo bene. Grazie veramente all'avvocato Vincenzo Rienzi, avvocato Codaconso, grazie a Moira Ferrari, tecnico federale ginnastica, grazie, andiamo a vedere l'assegno di Mirella, il vostro assegno. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo a Mestre, perché c'è una persona che voi conoscete che è in difficoltà. Andiamo. Stiamo entrando. Avanti Claudia, qui sentiamo Lea che abbaia, la tua dolcissima cagnolina. Permesso? Eccoci qua. Allora, iniziamo da questo punto. Allora, entriamo qua, soggiorno. E qui c'è la famosa muffa che tu dici, che adesso noi riprendiamo. Impianto elettrico non a norma. No a norma. E questo dovrebbe essere a spese del proprietario, sì, che in noi, questo caso è? E la signora dove che abitiamo praticamente. Cioè questo è di un privato, allora? Privato, questo è l'appartamento di un privato. Anche se pago poco, però non si può vivere neanche in queste condizioni, secondo te? No. E poi Mirella è in una condizione qua, la televisione si è rotta, fatalità non va più questa. E non va bene, qua dormiva Luca, poverino. Tuo figlio, che è andato via di casa, sì. Adesso ha trovato un lavoretto. Però non può aiutarti perché ce la fa appena lui. Allora proseguiamo. Letto di Luca, e quando siamo venuti qua l'abbiamo messo qui e via, lui dormiva di là, sempre in soggiorno. Allora questa è la cucina. In effetti dovrebbe essere un po' ristrutturato sto appartamento. Ma quello è un tubo che funziona o è un tubo? Per la stufa, Mirella, quando accendiamo la stufa che a giorni, la stufa per riscaldarsi, ecco, per riscaldamento è questa. Noi accendiamo. Che va a gas? A gas. Sì, a gas, metano. È a norma questa stufa? Sì, l'ho fatta pulire tutto, quella che è venuta. E poi di qua c'è il bagno allora. E questo è il bagno, il bagnetto diciamo. Vabbè, come su tutte le case, a tua parte dove vai a mettere la roba? Un bagnetto. E non c'è neanche il bidet, Allora tu Claudia chiedi questo, per carità, ho un tetto sopra la testa, però non è quello che io vorrei una cosa un po' più dignitosa, decorosa, perché questa situazione mi lascia alquanto uno stato di disagio, diciamo così. Questa mattina Bruno non c'è perché è all'ospedale, sta facendo delle medicazioni perché ha dei grossi problemi. Allora, rivolgiti all'assessore Venturini. Cosa vuoi dire all'assessore Venturini? Allora, intanto l'assessore Venturini, buongiorno, ecco, quando ha la possibilità mia vorrei conoscere personalmente lui.
Io chiedo soltanto di avere un altro appartamentino, ecco, adeguato a noi, insomma. Quella volta che hanno dato l'alloggio qui a Bruno, c'era Bruno e Luca, mio figlio, io non c'ero perché ero al lavoro, va bene. Comunque adesso chiederei anche un altro appartamentino decoroso, come si deve, come persone umane e dignitose, ecco, chiederei soltanto questo, avere un altro alloggio e portare via tutti i mobili, anche se vecchiotti, però sono nostri e non vado a dare, se no bisogna ricominciare da capo e i soldi non c'è, tante cose, questione, ecco. Cioè voi non avete i soldi per metterlo un po' a posto? No. I proprietari hanno già detto quella volta che sono venuti, l'estate scorsa, l'anno scorso, sono venuti a misurare col geometra la signora e ha detto che loro non fanno i lavori, ecco, quello che c'è da fare. Ok, perciò tu non chiedi niente, chiedi solo se è possibile andare in un altro appartamento, un'altra casa, perché per te questa è invivibile. Noi abbiamo lanciato l'appello, penso che non sia l'assessore Venturini, perché c'è un assessore proprio alla casa, è anche una signora, una donna. Poi ci informeremo ancora meglio, però tu vuoi un appuntamento con l'assessore perché qua parliamo anche di sociale, sì. E perciò vedremo cosa succederà. Io la telefonata l'ho già fatta, lui mi ha risposto gentilmente e mi ha detto appunto di chiamarlo, che lui ti riceverà. Innanzitutto quando si va in bagno a fare i servizi là e dopo poco alla mattina, pomeriggio e sera viene su gli odori potenti, che se robe da morire, da scampare, e le fognature sono proprio di qua fuori. Ecco, questo volevo dire soprattutto. Che cioè, oltre a questo problema delle condizioni sì, anche esterne, esatto, ci sono questi problemi di scarichi, diciamo. Sì, topi e scarafaggi e quant'altro, che non sei l'igiene. Allora Claudia, intanto ti do un assegno, come facciamo sempre. Questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Tu non hai idea le telefonate da quella sera che tu sei venuta in trasmissione, che mi hanno detto aiuta la Claudia, loro mandano i soldi perché capiscono le situazioni, e veramente guarda, questa tua proprio depressione ha proprio suscitato anche tenerezza da parte della nostra grande famiglia. Cosa vuoi dire alla grande famiglia, Claudia? Grazie a tutti di cuore, veramente, grazie infinitamente e tanta salute e tante belle cose, ecco, grazie infinitamente a tutti, di Banco e di voi Rete Veneta soprattutto, e delle persone che mi hanno aiutato in questo momento difficile, e anche Bruno ha avuto in passato problemi, diciamo anche grossi, dell'alcol, sera, sì. Anche che beveva forte. Io sono scappata 2 o 3 giorni, poi sono ritornata e ce l'ha fatta. Ecco, soprattutto speriamo che non accada di nuovo, Mirella. Sai che io ci sono? Speriamo di no. E mi chiami? Ecco, benissimo, grazie a tutti. Allora invece io mi rivolgo all'assessore Venturini. Allora questa è questa famiglia che lei dovrà conoscere e ascoltare, e poi io e lei ci sentiremo. Grazie grande famiglia, ciao.